Di nuovo in diretta con la nostra edizione straordinaria, ne ha parlato proprio pochi minuti fa in collegamento con noi il senatore Ferrazzi dell'app Immuni. Dunque l'app Immuni potrebbe essere sperimentata non in 3 bensì in 6 regioni. Secondo quanto si apprende si allarga il numero dei territori coinvolti rispetto alle indicazioni iniziali nel test dell'applicazione per il tracciamento dei contagi da coronavirus. Il rilascio dovrebbe avvenire nei prossimi giorni a inizio giugno. Ci sarebbe poi da chiarire se l'app sin dall'avvio della sperimentazione sarà comunque accessibile a tutti su base nazionale. Dunque attendiamo anche di avere ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda l'app Immuni. Immaginiamo insomma che con l'apertura, la possibilità di spostamenti interregionali che ci auguriamo tutti siano effettivi dal 3 giugno come annunciato dal governo, naturalmente tenendo conto dei dati che arriveranno dalle regioni, anche l'app sarà ufficialmente utilizzabile, naturalmente come ha spiegato il senatore, naturalmente su base volontaria. Dunque chi vorrà potrà utilizzarla e potrà scaricarla. Intanto è prevista alle 15, a quanto si apprende, la riunione tra il Premier Giuseppe Conte e i sindaci delle città metropolitane, dunque nuovo incontro tra il Premier e i sindaci che dall'inizio dell'epidemia sono in prima linea al fianco dei loro cittadini, recependo quelle che sono le richieste e il grido d'aiuto non solo dei cittadini ma anche naturalmente delle attività, delle realtà economiche del territorio. A proposito di attività economiche, ieri durante la conferenza stampa del governatore Zaia era presente anche l'assessore regionale Marcato, che ha presentato il piano da $500 milioni per proprio rimettere in piedi l'economia in Veneto. Sentiamo i dettagli di questo importante piano regionale. Un piano da $500 milioni potenzialmente in grado di attivare finanziamenti per quasi il triplo, $1,4 miliardi, coinvolgendo 13.000 imprese. In attesa della fine dell'emergenza sanitaria, la Regione interviene anche sull'emergenza economica provocata dal coronavirus. Lo fa stanziando €320 milioni, che a loro volta ne attivano altri 270 da parte di terzi, dal MISE al sistema bancario. È un piano chirurgico, cioè che va a intercettare le aree di difficoltà maggiore e quindi in primis tutte le aziende che sono state costrette alla chiusura da un decreto del governo. Tra l'altro questo piano nasce dalla collaborazione strettissima che abbiamo avuto con le categorie economiche, con Unioncamere, con i sindacati, con la CGIA di Mestre. I destinatari dei 320 milioni stanziati dal bilancio regionale variano dall'industria al commercio, dall'artigianato ai liberi professionisti alle piccole e medie imprese, attraverso 3 filoni di intervento: €110 milioni di contributi a fondo perduto, 150 di finanziamenti agevolati e 60 di garanzia. La Regione è impegnata anche sulla rimodulazione delle risorse dei fondi europei. Alcuni orientamenti e programmazioni che erano rivolti ai POR-FESR piuttosto che all'FSE, il Fondo Sociale Europeo, oggi si stanno spostando verso il collega Marcato per il mondo dell'impresa, stiamo parlando di €30 milioni circa, altri 32 milioni sono sostegno alla famiglia e ammortizzatori sociali, quindi è assolutamente importante, oltre che alla sanità e al Covid per altri 12 milioni. Quindi queste 3 cifre che vi ho dato, 32, 30 e 12, fanno 74 milioni che sono stati rimodulati dai fondi europei in base alle effettive esigenze. Ho detto i sindaci in prima linea, ma sicuramente in prima linea in questi difficili mesi tutto il comparto dei medici, infermieri, medici ospedalieri e poi ci sono i medici di base che hanno avuto il ruolo di primo, diciamo così, primi interlocutori con i pazienti nei casi sospetti di Covid-19. Un ruolo importante che continua con delle novità che ricorderete la settimana scorsa proprio il presidente Zaia ha presentato sulle consulti a distanza, chiamiamoli così, ma andiamo ad approfondire questo proprio insieme al dottor Domenico Crisarà, segretario regionale della FIMG Veneto e vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Buongiorno dottore.
Buongiorno a lei. Grazie innanzitutto per essere con noi. Abbiamo seguito appunto la settimana scorsa questa presentazione di queste novità che riguardano proprio la vostra categoria per questa fase 2 che vi vede protagonisti con delle novità importanti che riguardano voi ma riguardano anche i pazienti che si trovano ad avere un nuovo approccio con il proprio medico di medicina generale. Ricordiamo, dottore, quelle che sono le novità introdotte per questa fase 2 per i medici di medicina generale. Allora, intanto bisogna dire che anche la fase 2 è una fase in cui bisognerà avere molta attenzione ai contatti e proprio in questa logica abbiamo accelerato su un progetto che già stavamo strutturando, che è quello di dare la possibilità al medico e al paziente di avere anche, oltre al consulto in studio, un consulto anche a distanza, nel senso che si possono vedere e parlare il medico e il suo paziente anche uno dal proprio studio e l'altro dalla propria abitazione. Questo riguarda soprattutto i pazienti cronici, quelli anziani più fragili. Però non era sufficiente e non è sufficiente vedersi e parlarsi, anche se è una cosa molto importante, ma c'è bisogno anche di poter avere dei parametri clinici. Con queste tecnologie che abbiamo cominciato a sperimentare in alcune situazioni, si potranno anche raccogliere a distanza parametri come l'elettrocardiogramma, la pressione, la saturazione d'ossigeno. Proprio in questi giorni stiamo lavorando per fare anche la possibilità di fare ecografie direttamente in studio, oltre che fare gli elettrocardiogrammi, oltre che fare le visite dermatologiche con strumenti di ultima generazione. Questo farà in modo che il rapporto rimanga sempre molto stretto, molto vicino, ma ci sia anche la possibilità di una sorveglianza a distanza e di una sorveglianza dentro gli studi senza dover ogni volta circuitare il paziente attraverso l'ospedale e lo specialista. Questo è proprio un modo, come lei ha appena detto, per evitare accessi all'ospedale non effettivamente necessari. Si va nell'accogliere l'appello lanciato dai direttori generali, dallo stesso Presidente Zaia, quello di andare in ospedale solo se effettivamente necessario, ma senza naturalmente trascurare il proprio stato di salute. Quindi il ruolo del medico di base diventa in questo senso ancora più importante. Sì, certo, che non è, ripeto, solo il non andare nel periodo del Covid. Bisogna far sì che l'ospedale venga utilizzato nelle situazioni di alto impegno, di gravità particolare. Il resto può essere fatto grazie a queste tecnologie direttamente negli studi del medico a casa del paziente. Vi sono delle tecnologie che non richiedono nessun impegno da parte del paziente, ma che mi possono dare sul mio monitor tutta la sua situazione clinica in tempo reale. No, questo nuovo sistema, se non sbaglio, in questo momento non è partito in modo esteso, ma è una sorta di fase di sperimentazione, comunque di un avvio un po' graduale. In che modo è avviato, dottore? Proprio per la sua complessità e per le attrezzature che servono, non poteva partire in modo generalizzato. È partito intanto nelle situazioni dove la medicina generale è più organizzata, quindi nelle medicine di gruppo e in alcune medicine di gruppo integrate. E chiaramente poi bisogna mettere insieme i sistemi informatici nostri con i sistemi informatici delle aziende, cosa che non è del tutto facilissimo. Appena e ritengo che non ci vorrà moltissimo tempo, questi sistemi saranno messi in grado di dialogare, di lavorare tra di loro, la cosa si estenderà, noi speriamo che si estenda a tutta la regione. I finanziamenti ci sono, perché nell'ultima finanziaria sono stati inseriti 230 milioni di euro a livello nazionale, ma quindi per il Veneto qualcosa in più di 20 milioni di euro,
che facilitino l'acquisto di queste attrezzature. A quel punto riusciremo a renderlo omogeneo su tutto il territorio regionale e soprattutto per quelle aree più disperse che sono le aree di montagna, quelle del Basso Lodiggino, ma penso anche ad aree tipo Burano, tipo Torcello o Pellestrina, ecco. Possiamo dire che questo modello potrà rimanere poi anche al di là della situazione di emergenza e quindi anche quando effettivamente il Covid-19 sarà, ci auguriamo il prima possibile, scomparso dalla nostra società, quindi un modello che si potrà adottare definitivamente? No, guardi che il modello era stato già pensato ed ingegnerizzato indipendentemente dal Covid, ben prima dal Covid. Era stato già presentato in giro per l'Italia, anche in Veneto, era stato presentato all'altopiano di Asiago, era stato presentato sui Monti Lessini, era stato proprio già pensato. Il Covid ha soltanto, ha avuto la funzione di accelerare il processo, ma questo sarà il futuro della medicina di famiglia. Come stanno reagendo i pazienti di fronte a questa importante novità? Parlo soprattutto dei consulti a distanza, che sicuramente sono una novità, anche perché lei ci ha fotografato dei pazienti che sono soprattutto pazienti cronici o magari anche pazienti anziani che magari non hanno una grande dimestichezza con quella che è la tecnologia, ma che sta entrando anche nella loro vita da questo punto di vista. Tenga conto che questi strumenti sono pensati per persone che non debbano essere necessariamente degli ingegneri informatici. Le attrezzature sono banali, un telefonino neanche di ultima generazione. Se tiene conto che uno degli strumenti per fare l'elettrocardiogramma a distanza, e quando dico a distanza significa veramente a distanza, cioè il paziente e il medico possono essere su qualunque punto del globo terrestre, il cittadino deve solo poggiare questa macchinetta delle dimensioni di un cellulare sul suo petto e premere un bottone, aspettare circa 40 secondi e l'operazione è fatta. Oppure quello che le dicevo prima, un sistema è una specie di cerotto che si mette al petto, il paziente non deve fare assolutamente nulla e questo sistema attraverso un cellulare, ripeto, un banale cellulare, manda le informazioni direttamente sulla piattaforma del proprio medico. Quindi sono tecnologie semplici, sono pensate proprio per facilitarne l'uso a casa da persone che si presume anziane e sicuramente non in ottimo stato di salute, quindi con poca voglia di giocare con strumenti tecnologici. I pazienti in questo caso sono impazienti perché chiaramente preferiscono fare un elettrocardiogramma nello studio del proprio medico e non andare e averne la refertazione e non andare in giro per CUP, per ospedali, per ambulatori, insomma, con molte meno complicazioni. Io ho parlato dei medici in prima linea in questi mesi, medici di medicina generale che sono stati appunto il primo filtro, diciamo così, nel momento in cui il paziente presentava dei sintomi compatibili. Che mesi sono stati per la vostra categoria, dottore? No, sono stati dei mesi impegnativi, però quello che ci tengo a sottolineare è che continuano ad essere dei mesi impegnativi, perché in questo momento abbiamo la fortuna di avere, e abbiamo avuto anche la capacità di riuscire ad abbattere l'infezione, però bisogna ricordarsi che comunque sono lì, è lì in agguato, quindi comunque bisogna essere molto selettivi e fare quello che è stato fatto, riuscire ad organizzare i flussi dentro gli ambulatori senza creare assembramenti e fare dei domiciliari soprattutto ai pazienti più anziani e ai pazienti non autosufficienti
con i giusti dispositivi di protezione, perché rischiamo di essere anche noi dei mezzi di contagio. Ecco, bisogna ancora fare attenzione. Certo, non è la tensione che c'è stata nei mesi scorsi, è stato importante il rapporto che noi abbiamo avuto con i pazienti, perché voi immaginate, chiunque in questa regione ha avuto 37,5 di febbre, 38,5, giustamente era terrorizzato dall'idea di aver preso il coronavirus, quindi abbiamo avuto la forza, con il rapporto che ci lega ai nostri assistiti, di governare questo sistema e fare in modo che la gente in modo inutile si precipitasse dentro gli ospedali, dove poteva rischiare di veramente contrarre il virus, e sarebbe successo quello che è successo in Lombardia. Lei dice, dottore, la situazione è in miglioramento, ma il messaggio che deve arrivare è quello che non si devono avere le precauzioni che si sono avute in piena emergenza, quindi non si deve abbassare la guardia e pensare che il pericolo sia scampato. Bisogna comunque mantenere alta l'attenzione, perché abbiamo capito che si tratta di un virus subdolo e pronto, insomma, ancora a colpire. Infatti, quindi non bisogna farne, mi scusi il besticcio di parole, una malattia, però bisogna essere ancora prudenti, non pensare che ormai è tutto finito, perché non lo è finito. Il brutto di questa vicenda è che non è un terremoto, non è un'alluvione in cui i danni si vedono, sembra tutto normale, sembra tutto tranquillo, ma in realtà il virus ancora può dare degli effetti. Bisogna tornare alla vita di tutti i giorni, alla vita normale, però avendo delle precauzioni che sono quelle banali, cioè coprirsi naso e bocca e lavarsi molto spesso le mani, non trovarsi con troppe persone troppo vicine, e con un po' di pazienza e qualche altra settimana di queste precauzioni potremo affrontare l'inverno prossimo con molta più serenità e con molta più speranza che non si verifichi di nuovo quello che è successo. Un messaggio che, se mi permette, va rivolto anche ai giovani che, alla luce dei dati che comunque vedono la fascia più giovane meno colpita, anche se è appena uscita la notizia di un ragazzo di 18 anni operato, a cui sono stati trapiantati i polmoni perché il Covid li aveva letteralmente bruciati. Significa che il coronavirus è vero che colpisce meno i ragazzi, ma può colpire anche i giovani e lasciare in loro importanti conseguenze. Quindi è un messaggio che in vista dell'estate, quindi insomma della voglia di stare all'aperto, di far festa, devono comunque essere responsabili per loro e per le fasce più deboli che gli stanno intorno. Infatti vivere insieme significa avere cura anche degli altri e di chi ci sta intorno, rendersi conto che ognuno di noi fa parte di un sistema, è parte strutturale di quel sistema, e che i nostri comportamenti influiscono anche la vita degli altri. Questo che cosa vuol dire? Che non è perché io posso non essere colpito, anche se ancora questa non è una cosa, come dire, così assoluta. È chiaro che vengono colpiti di più gli anziani e i più deboli. Io posso continuare a fare quello che mi pare, perché tanto a me non succede niente. Perché poi alla fine, se riparte il virus, si riavrà di nuovo la situazione di prima, tutti chiusi in casa col chiavistello a doppio mano di cosa, col doppio catenaccio, col risultato che la vita tornerà ad essere poco piacevole, la possibilità di studiare, lavorare, spostarsi, viaggiare. Io credo che una delle cose più belle dell'età giovanile è quella della possibilità di spostarsi, di andare in giro per il mondo, conoscere altre situazioni. Non avere più Ryanair che vola non è un problema solo dell'anziano che finisce in rianimazione, è un problema di tutti, per cui ci vuole un senso civico da parte di tutti quanti, indipendentemente dalla nostra età, indipendentemente dal lavoro che facciamo, indipendentemente dalla vita che facciamo.
perché fare il nostro bene passa per il bene di tutti quanti. Quindi secondo me si può rinunciare non allo spritz, ma alla caciara legata allo spritz, perché non è il sale della vita, tenendo conto che si andrà verso un periodo migliore. Se invece non si riesce a rinunciare ai momenti chiassosi e senza regole, significa che ci porteremo avanti questa situazione per più tempo e ancora più difficile sarà, per esempio, andare in Erasmus. Grazie per questo messaggio, dottore, molto molto importante. Grazie davvero a Domenico Crisarà, segretario regionale della FIMVeneto e vicepresidente nazionale. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie, a risentirci, grazie dottore. Un messaggio che ci auguriamo arrivi al mittente. E appunto ho anticipato con il dottor Crisarà questa notizia. Trapiantati entrambi i polmoni ad un ragazzo di 18 anni ridotto in fin di vita dal Covid-19 che gli aveva bruciato i 2 organi, rendendoli incapaci di respirare in pochi giorni. L'intervento, il primo del genere in Europa, è stato eseguito dai medici del Policlinico di Milano sotto il coordinamento del Centro Nazionale Trapianti. Ci sono anche degli aggiornamenti su questa notizia davvero importante per l'importanza dell'intervento in sé, ma anche perché ad essere stato colpito in modo così grave e pesante dal Covid-19 è un ragazzo di appena 18 anni. Il trapianto è stato complesso sia per le condizioni degli organi del ragazzo che per i dispositivi di protezione che hanno creato impiccio nei movimenti dei medici. L'intervento è riuscito e ora il paziente dovrà seguire un lungo periodo di riabilitazione. I polmoni apparivano lignei, estremamente pesanti e in alcune aree del tutto distrutti, precisa il dottor Mario Nosotti, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia toracica dell'Università Statale di Milano. A ciò si sono aggiunte le difficoltà pratiche rappresentate dall'indossare i dispositivi di protezione contro il coronavirus, tra cui anche dei caschi ventilati che impacciavano i movimenti e affaticavano. L'intervento però si è concluso perfettamente. Nella fase post-operatoria è stato utilizzato anche il plasma iperimmune. Dunque una buona notizia, ma che deve far capire quanto, come detto, questo virus sia subdolo, pronto a colpire purtroppo anche i più giovani e a lasciare danni pesanti. Intanto sul fronte di tutta quella fase di prevenzione che abbraccia i tamponi, i test rapidi, i test serologici, da lunedì scorso proprio i test sierologici sono partiti in tutta Italia. Il Veneto è la seconda regione per numero di partecipanti al campione e Treviso la provincia con più comuni coinvolti. La Croce Rossa lancia un messaggio ed è importante in un'ottica di fake news, di truffe che purtroppo anche nel periodo del coronavirus si sono presentate, si sono palesate purtroppo. Ebbene, dalla Croce Rossa arriva questo appello: rispondete alla chiamata, non si tratta di una truffa. Allora ascoltate bene questo messaggio, questo servizio, pronti ad interromperlo se dovesse arrivare il governatore Zaia. Su 150.000 persone che saranno chiamate a partecipare ai test sierologici, la maxi indagine organizzata dal Ministero della Salute e Istat in collaborazione con la Croce Rossa, 13.000 risiedono in Veneto, regione seconda solo alla Lombardia per numero di cittadini convocati. La Marca Trevigiana è la provincia chiamata ad offrire per il Veneto la parte più consistente del campione, con la partecipazione di 35 comuni. 33 invece saranno i comuni coinvolti a Padova e Vicenza, 30 a Verona, 24 a Venezia, 9 a Rovigo, 8 a Belluno. 172 comuni in tutto il Veneto parteciperanno all'operazione di indagine più importante fino ad ora organizzata dall'inizio della pandemia, che permetterà di identificare le persone che hanno avuto il contatto con il virus e di conseguenza mappare il suo movimento, comprendere i diversi gradi di infettabilità anche in base alle fasce d'età. Uno studio su cui il governo nutre aspettative importanti, nonostante il rapporto sulla popolazione sia di 1 a 400. Eppure la risposta registrata fino ad ora è stata ancora molto timida tra chi rifiuta di sottoporsi al test e chi addirittura non risponde alla chiamata, probabilmente a causa del numero sconosciuto. 06 55 101. Le chiamate sono effettuate dalla Croce Rossa. Forse un po' di paura. Principalmente la paura di poi se sono positiva che cosa succede.
Io la leggo così, nel senso, noi abbiamo partecipato allo screening che è stato fatto al Palaverde, diciamo quindi i primi dal 5 maggio in poi, a tutte le forze dell'ordine, ai sindaci, ai vari comuni, alla protezione civile, polizia locale e quant'altro. E devo dire che la gente veniva proprio contenta. In quell'occasione furono sottoposti al test tutte le categorie a rischio. In questo caso il campione è stratificato e rappresentativo della popolazione. A far desistere, molte volte, secondo la Croce Rossa, è la paura che scovare la traccia di anticorpi specifici al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi, possa comportare nuove restrizioni. Io penso sia la paura di non volere provare a capire per assoluto se uno è positivo. Loro si aspettano chissà che cosa, restrizioni, mi chiudono dentro in casa, cioè hanno ancora una visione un po' contorta di che cosa può essere il caso positivo. Ecco. Ma l'opportunità di studio è unica, il margine di errore è bassissimo, la sensibilità al test è del 90%. Chi accetta deve compilare un questionario e poi sarà chiamato presso il centro prelievi più vicino. Dunque attenzione, se dovesse ricevere una chiamata dalla Croce Rossa non si tratta di una truffa ma di un mezzo in più per conoscere meglio questo virus che è ancora nuovo e che ancora la comunità scientifica sta studiando per capire come affrontarlo e come combatterlo nel modo migliore. Stiamo aspettando l'arrivo del governatore Zaia che naturalmente presenterà i dati a 10 giorni, i dati sulla curva epidemiologica, 10 giorni esatti dalle riaperture, dall'avvio della fase 2 e per capire insomma come sta andando la situazione in Veneto. Domani invece ci sarà la situazione generale in attesa che il governo si esprima sulle riaperture, sulla possibilità di spostarsi da regione a regione. Ne ha parlato appunto oggi il ministro Boccia, che poi ha parlato anche della situazione economica, ha parlato dei fondi statali, sull'uso appunto dei fondi statali. Siamo in attesa della rendicontazione complessiva delle regioni che è stata sollecitata, presumo nelle prossime settimane sarà trasmessa alla Protezione Civile. Alcune hanno rendicontato, altre no, poi credo sarà tutto trasmesso al Parlamento. L'ha appunto detto il ministro Boccia, che ha aggiunto per 45 giorni gli acquisti delle regioni sono andati avanti in parallelo a quelli dello Stato. Una volta rimossi tutti i vincoli bisognerà valutare tra qualche mese quale impatto economico c'è stato in ogni regione rispetto agli investimenti fatti. E poi ha parlato della cassa integrazione ordinaria, è stata tutta pagata, i ritardi alla CIG in deroga sono abituali nel nostro paese, dai 3 ai 5 mesi, ciò perché le modalità di erogazione sono diverse, con le domande in regione ad esempio, erano già così prima del Covid. Ringrazio le regioni perché prima anche del decreto rilancio abbiamo fatto saltare 2 passaggi, il meccanismo partirà da giugno per le nuove richieste, il lavoratore andrà sul sito, metterà l'IBAN e con il codice del datore di lavoro l'INPS erogherà il 43% della CIG in deroga. E poi il ministro Boccia ha parlato anche, il ministro Di Maio ha parlato di turismo, ne abbiamo parlato anche prima in collegamento con il senatore Ferrazzi dell'importanza di investire sul settore del turismo. Dice il turismo deve ripartire, queste le parole del ministro degli esteri Di Maio, dal 15 giugno sarà possibile la riapertura delle frontiere. Stiamo lavorando proprio per ottenere questo risultato, spiega Di Maio a proposito della pressione di zone come il Trentino e l'Alto Adige a forte vocazione turistica. Anche il ministro Franceschini sta svolgendo un lavoro intenso. Ovviamente ci siamo posti ad accordi bilaterali tra singoli stati perché andrebbe contro lo spirito dell'Unione Europea, rischiando di penalizzare singoli paesi come l'Italia. Quindi quei famosi corridoi turistici di alcuni stati europei verso, pensiamo ad esempio alla Croazia, alla Slovenia, bene, l'Italia sta cercando di lavorare per evitare che questo avvenga, andando proprio a penalizzare il nostro turismo. E poi il sottosegretario Variati, abbiamo sentito prima le sue parole per quanto riguarda gli stanziamenti per l'Italia del Recovery Fund, interviene anche per quanto riguarda le elezioni regionali in particolare, dicendo sono 18 milioni gli elettori che in autunno saranno chiamati a votare per le regionali e 6 milioni quelli che potranno esprimersi per
per le amministrative. Lo ha ricordato il sottosegretario Variati nel corso della discussione alla Camera del decreto legge elezioni. Per evitare rischi legati al coronavirus, il Comitato Tecnico Scientifico ha suggerito di svolgere le consultazioni entro settembre, ha ricordato il sottosegretario. Ricordate che si parla insomma delle prime settimane di settembre per un election day che unisca elezioni regionali ed elezioni amministrative. E anche, appunto, lo ricorda proprio il sottosegretario Variati, anche il referendum sul taglio dei parlamentari. E quindi insomma si fa sempre più strada l'ipotesi di un voto in autunno, anche se si anticipa un po', inizialmente la finestra sembrava più propendere verso ottobre-novembre, si tende ad anticipare quindi ad inizio settembre, proprio per scongiurare un ulteriore rinvio, visto che i dati scientifici parlano di una probabile recrudescenza non poi così infondata del virus in autunno, e sembra insomma sempre più messa da parte quella che era la richiesta dei governatori, della gran parte dei governatori, tra cui anche del Presidente del Veneto, di quelle regioni che andranno al rinnovo e quindi al voto, di poter votare a luglio e quindi nella finestra estiva. Staremo quindi a vedere anche da questo punto di vista se poi alla fine il decreto legge verrà approvato e se quindi poi verrà definitivamente decisa quella che è la finestra per il voto. Stiamo attendendo l'arrivo del presidente Zaia per capire, ribadiamo, quelli che sono i dati e per capire come sta andando. I dati fino a ieri sera erano confortanti, sentiamo insomma 10 giorni dall'inizio della fase 2 vera e propria come sta andando. Intanto arriva il via libera della Commissione Affari Costituzionali del Senato all'unanimità e in sede deliberante al disegno di legge di iniziativa parlamentare per l'istituzione della giornata nazionale dei camici bianchi, per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio di medici, infermieri, operatori e volontari in ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale nel corso della pandemia da coronavirus. Quindi la decisione di istituire proprio una giornata nazionale per ricordare il lavoro dei medici, di quelli che sono stati definiti gli eroi in camice bianco, anche se loro non amano sentirsi chiamare così, perché quello era l'impegno che ogni giorno, anche prima del coronavirus, hanno messo nella propria attività, spesso però senza la giusta considerazione. È stato ora, si è riscoperto, molti hanno riscoperto il valore di questo lavoro e anche a livello nazionale si è deciso di istituire questa giornata che ricordi in qualche modo il loro impegno, ma che anche ricordi quelli che sono stati mesi drammatici vissuti nei nostri ospedali nella lotta al Covid-19. Aspettiamo l'arrivo del presidente Zaia e ci saranno naturalmente anche delle domande su quello che è il Recovery Fund per capire la sua visione di questo importante stanziamento. È arrivato il presidente Zaia a Marghera, la linea va proprio a Protezione Civile. Giustamente in Consiglio regionale, abbiamo appena finito peraltro noi una serie di riunioni qui. Ma poi ve ne parlerò. Intanto grazie e buongiorno a tutti, un saluto a tutti coloro che sono collegati. Passerei subito al bollettino, dopo vi dico un paio di informazioni utili e dopo le domande. Tamponi 632.000, pensate ne abbiamo fatti 15.832 processati. Si sta recuperando il pregresso, quindi il professor Crisanti peraltro sta recuperando rispetto alla rottura della macchina che abbiamo avuto. Mi diceva stamattina in riunione il dottor Flor che ne fanno più di 6.000 al giorno. I dimessi sono 3.336, sono 18 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento sono 2.142, sono meno 103. I ricoverati sono 426, dei quali 148 positivi e 278 negativizzati.
quindi i positivi dei 4 a 26 sono 148, sono 13 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive 34, vedete si sta scendendo, cioè il dato è che abbiamo solo 9 Covid nelle terapie intensive del Veneto, quindi si sta esaurendo la coda anche nelle terapie intensive e mi dicevano abbiamo addirittura pazienti da 6 settimane, si arrivano anche i 2 mesi, quindi sono pazienti critici che stiamo seguendo e che speriamo di portare fuori. E sono meno 2 rispetto a ieri. Beh, il numero dei positivi è 19.125, sono 12 positivi in più, ma se considerate i tamponi processati che sono 15.000, capite che siamo di gran lunga al di sotto dell'1 per 1000. I tamponi erano 15.000 e i positivi 12, quindi capite che il dato è molto incoraggiante. I morti in totale sono 1.898, sono 3 in più rispetto a ieri, dei quali in ospedale 1.366, nati 92. Allora, i dati ci dicono che ne è venuto fuori anche stamattina la discussione della riunione di questa mattina, che intanto i positivi sono positivi sostanzialmente quei 12 che avete visto di oggi sui tamponi processati, la quasi totalità sono positivizzazioni, tranne un paio di casi a onor del vero, sono positivizzazioni di cluster, di vecchi focolai, di contesti di RSA, sono da 20 giorni, pensate che non becchiamo un positivo negli ospedali, e quindi tra il personale, questo è un altro buon dato, perché la grande preoccupazione per il nostro personale e per la RSA, diciamo che tutto fa pensare che insomma si vada verso una situazione diciamo di tenuta. Considerate che sono passati 10 giorni da quel 18 di maggio e quindi dopo 10 giorni possiamo dire con ragionevole certezza, anche se giustamente la professoressa Tacconelli con molta, come si può dire, con molta precisione ha detto attendiamo il 15 giugno in maniera tale che ci facciamo queste 4 settimane prudenziali, però insomma ad oggi non abbiamo avuto carico nelle terapie intensive, vabbè, ma quello è l'ultima ratio, no? del percorso del paziente. Non abbiamo avuto carichi nei ricoveri, questo è importante. Non abbiamo avuto esplosioni nei contagiati, avete visto che sono assolutamente al di sotto di ogni possibile ragionevole aspettativa, e direi insomma che i presupposti ci sono tutti. Stamattina abbiamo fatto una lunghissima videoconferenza con i direttori generali, abbiamo parlato sicuramente della partita dei tamponi e della necessità insomma di continuare almeno fino al 15 di maggio con il piano di sanità pubblica che abbiamo in piedi, di giugno, grazie, con il piano di sanità pubblica che abbiamo in piedi. Abbiamo parlato del pool, guardate il dottor Rigoli con le analisi in pool le sta già facendo a 10, però sta già facendo le sperimentazioni per portarle a 30, cioè vuol dire 30 provette in una. E peraltro c'è una collaborazione anche con la statistica dell'Università di Padova, ottima, che fra l'altro a onor del vero abbiamo scoperto che già aveva lavorato su queste metodologie, parlo di natura statistica, numeri, algoritmi e modelli matematici, per cui questo ci ha permesso di accelerare ancora di più, insomma il sistema è validato. Mi è stato detto in riunione peraltro che il professor Crisanti già lavora in pool con 2 o forse anche più provette, e questo è importante anche perché insomma il laboratorio di riferimento ha già iniziato a testare il pool. Considerate che il prof ha una macchina diversa da tutti gli altri, per cui giustamente avrà anche, come si può dire, più impegno e più nel portare avanti questa partita. Insomma stiamo mettendo in fila tutte e 14 le microbiologie del Veneto, quindi tutti i 14 laboratori, e andiamo nella direzione insomma di creare una grande leva qualora ci fosse necessità di fare tanti tamponi, perché capite
che avere la possibilità di arrivare addirittura, come abbiamo visto nelle pubblicazioni internazionali, a 30 provette in una, vuol dire correre alla grande. Del resto oggi, se ci pensate, siamo sotto l'1 per 1000, ci vogliono 1000 provette per trovare neanche una di contagiata. Peraltro diceva il dottor Rigoli che dalle prove, le prove sono positive perché ha utilizzato anche campioni test a bassa carica, quindi che in teoria segnano poco, e anche quelli vengono presi, cioè li identifica nonostante siano in pool, e questo è positivo. Abbiamo parlato di questo. La situazione delle riaperture è una situazione assolutamente che si sta andando verso la normalizzazione. Penso che il dottor Flor, ma anche altri, hanno parlato della quasi regolarità rispetto al pregresso. Questo è positivo, nel senso, voi sapete che avevamo bloccato l'attività ambulatoriale, molta attività ospedaliera in elezione, e quindi gli ospedali stanno andando più o meno tutti a regime. Resta il tema del punto nascita, che so, di Asiago, perché abbiamo il problema di personale, ma anche quello lo apriremo. Abbiamo aperto i punti nascita che avevamo chiuso, si sta tornando bene l'ambulatoriale. Abbiamo qualche problema in qualche call center tipo il Veneto Orientale per il flusso di richieste, ma insomma considerate, stiamo tornando, diciamo, alla quasi normalità pre-Covid già in queste ore, e penso che questo sia positivo. Stiamo investendo molto sulla prenotazione e quindi sul fatto che l'ambulatoriale, piuttosto che la telemedicina con il consulto via Skype o via FaceTime o via WhatsApp in video con i professionisti, sia qualcosa di possibile. Lo abbiamo codificato, quindi oggi non è una libera iniziativa, ma rientra anche nelle tabelle delle prestazioni. Abbiamo organizzato bene gli accessi, e vi annuncio oggi, ve li faccio vedere se possiamo farli vedere. Lanciamo anche 3 spot che vi chiedo sempre l'aiuto. Avete visto, e anzi grazie per la pubblicità che avete dato allo spot sull'happy hour, perché è finito su tutte le TV internazionali, quindi i vostri articoli, i vostri servizi e le agenzie di stampa sono state lette. Anche stamattina ho visto un servizio della TV nazionale messicana che fa vedere tutto lo spot, tanto per dare un'idea di quanto stia girando. So che si è visto negli Stati Uniti, si è visto in Gran Bretagna, e questo ci fa piacere. Abbiamo 3 spot di animazione che abbiamo fatto per 3 temi: l'accesso agli ospedali, l'accesso al pronto soccorso e l'ambulatoriale. Sono velocissimi, però ci tenevo di farli vedere in anteprima, e dopo la vostra prima visione andranno direttamente sui portali. Sono stati fatti sempre dall'agenzia che ha vinto l'appalto con Azienda Zero, e si chiama Al Quadrato, e penso siano di Vicenza. Le strutture sanitarie regionali tornano gradualmente alla normale attività. La riapertura avverrà per fasi e con nuove regole di accesso ai servizi, al fine di limitare le possibilità di contagio ed evitare assembramenti. L'accesso alle strutture sanitarie deve avvenire previa prenotazione, sia per le prestazioni sanitarie che per quelle amministrative, privilegiando le attività da remoto, al fine di garantire un accesso in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria. L'ingresso in ospedale è consentito solo per reali situazioni di necessità. All'entrata l'utente troverà un luogo in cui verranno verificate le motivazioni dell'accesso e accertato l'utilizzo di guanti e mascherine. Tutti gli ingressi saranno presidiati da personale sanitario che verificherà la temperatura corporea di chi si presenta. In caso di valori oltre i 37,5 gradi centigradi, l'utente dovrà tornare a casa, oppure, per prestazioni sanitarie indifferibili, dovrà accedere secondo le modalità definite dalla singola struttura sanitaria. In caso di coda, gli utenti in attesa dovranno mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Non sarà consentito l'ingresso di accompagnatori, fatta eccezione per minori, disabili o comunque non autosufficienti, persone fragili in genere o con difficoltà linguistiche.
Al fine di evitare assembramenti, gli utenti potranno accedere all'ospedale con un anticipo di massimo 15 minuti rispetto all'orario del loro appuntamento. In tutti i locali delle strutture sanitarie va assicurata una distanza fra le persone di almeno 1 metro, specie negli spazi comuni. La Regione Veneto raccomanda infine la necessità di ridurre al minimo la permanenza negli spazi ristretti, come ascensori, servizi igienici, antibagno. E questo è il primo sugli accessi, adesso vediamo il secondo. Adesso non avete tanto volume, bisognerebbe sentire, ma è questo il volume che passa con me. La fase 2 prevede nuove norme di accesso alle strutture di pronto soccorso. L'utente ha l'obbligo di indossare mascherine e guanti, assicurando di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Non è ammessa la presenza di accompagnatori all'interno del pronto soccorso, ad eccezione di disabili, minori, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche. I pronto soccorso in questa fase mantengono percorsi differenziati per i sospetti Covid e per gli accessi per altre patologie. Al fine di identificare e indirizzare verso un percorso separato i sospetti positivi al virus, rimane attivo il pre-triage. In questa fase di preaccettazione vengono verificate le condizioni di salute dell'utente in rapporto al Covid-19. In caso di sintomi come febbre, influenza, tosse e mal di gola o segni significativi di sospetta infezione respiratoria da Covid-19, il soggetto viene sottoposto a tampone nasofaringeo e accompagnato in spazi del pronto soccorso dedicati fino all'arrivo del referto del tampone. Qualora non fosse necessario trattenere il paziente in osservazione, lo stesso viene dimesso a domicilio. In caso di emergenza, che non consente perciò di attendere il referto del test, il paziente viene trattato come infetto e gestito con tutte le precauzioni del caso. Analogo approccio è previsto anche per le persone che giungono al pronto soccorso in ambulanza, con la variante che il pre-triage va fatto al momento e sul luogo del soccorso. Al termine dell'iter diagnostico per Covid, il soggetto può venire ricoverato o, se le condizioni lo permettono, dimesso a domicilio. Bene, adesso l'ambulatoriale e poi li avete visti tutti e 3. Accesso alle attività ambulatoriali. Le strutture ospedaliere della Regione Veneto riattivano le attività sanitarie ordinarie. Durante questa fase sono previsti accessi regolati solo per prestazioni urgenti e programmate, in cui i pazienti continuano ad avere l'obbligo di indossare guanti e mascherine. Ci si potrà presentare solo 15 minuti prima della visita, mantenendo gli uni dagli altri la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. L'ingresso in struttura, oltre a prevedere la misura della temperatura corporea, non ammette la presenza di accompagnatore, eccezione fatta per minori, disabili, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche. Per le visite di controllo, ove possibile, sono privilegiate le modalità a distanza mediante telefono, videochiamata, videoconferenza. Le prenotazioni per visite specialistiche ed esami diagnostici antecedenti la fase 1, rimaste dunque in sospeso, saranno rivalutate dai medici di medicina generale dei pazienti. L'utente in questa fase non dovrà fare nessuna ulteriore richiesta. La riprogrammazione delle visite verrà presa in carico dalla struttura sanitaria. In caso di conferma della priorità, i pazienti verranno ricontattati per fissare un appuntamento. Per le nuove prenotazioni di visite ed esami specialistici sarà possibile recarsi agli sportelli, ma per evitare assembramenti e lunghe attese si raccomanda l'utilizzo della prenotazione telefonica oppure online. Riprende l'attività chirurgica ordinaria, gli utenti potranno sottoporsi a interventi chirurgici programmati in ordine di priorità nei giorni immediatamente precedenti il ricovero. I pazienti saranno testati con tampone nasofaringeo per Covid ed eventualmente eseguiranno una radiografia del torace. In assenza di sintomatologia clinica, i soggetti accederanno all'intervento chirurgico come pazienti no Covid.
I casi pediatrici e le donne in gravidanza non eseguiranno l'RX torace ed accederanno in sala operatoria solo a fronte di tampone nasofaringeo e visita medica negativi per Covid. Tutti i pazienti ricoverati saranno sottoposti preventivamente a tampone. Per i ricoveri programmati questo viene fatto il suo appuntamento nei giorni immediatamente precedenti alla degenza. Per i ricoveri d'urgenza il tampone viene ugualmente eseguito e il paziente, fino all'esito, viene considerato a prescindere un caso sospetto e trattenuto in un'area dedicata. Saranno possibili le visite ai pazienti ricoverati limitatamente ai familiari, con il vincolo di una sola persona per paziente e nel rispetto delle generali norme sul distanziamento e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione. Avete visto? Ecco, grazie. Grazie mille. Mi scuso con coloro che sono a casa perché so che mi dicono che vedono lo schermo non proprio perfettamente. Avete capito che cambia, vabbè, abbiamo già iniziato a mettere in atto queste misure, ma ci tengo a dire ai cittadini che cambia un po' la filosofia di approccio. Intanto ormai da qualche settimana funziona che chiunque entri in ospedale per essere preso in carico, quindi nuovo degente, deve essere tamponato, quindi c'è il test e viene, avete visto, viene considerato paziente Covid fino al momento in cui non arriva all'esito del test. Dovremo sempre più abituarsi a percorsi separati tra il paziente sospetto Covid e il paziente diciamo che non lo è. E adegueremo le strutture, questo voglio anche dirvelo perché ci sarà nel pacchetto di 1,5 miliardi di investimenti a livello nazionale, ci sarà una quota per il Veneto e questa quota ovviamente andrà ad essere impiegata per realizzare tutti i progetti che abbiamo in piedi per terapie intensive e semi-intensive, ma dall'altro ricordo anche che avremo uno scenario e un'immagine anche proprio plastica degli pronto soccorso che non sarà più quella di oggi, nel senso che avremo i due percorsi separati. Diciamo, avremo dei pronto soccorsi pronti ad eventuali altre pandemie, epidemie o altre necessità. Considerate che il pronto soccorso, ma questo noi l'abbiamo già fatto nelle progettazioni e se andate a vedere i nuovi quelli ristrutturati o progettati, abbiamo già l'area di osservazione breve, le terapie intensive, c'è l'area di rianimazione, cioè è un piccolo ospedale nell'ospedale, definiamo così, ovviamente per l'emergenza urgenza. Diffonderemo questi video animazioni come sono definite con l'obiettivo ovviamente di informare sempre di più i cittadini. Altre due informazioni, poi vi passo la parola per le domande. Ho parlato ieri col dottor Pone, Antonio Pone, che è il direttore dell'INPS regionale, peraltro mi conferma che hanno già pagato come cassa integrazione e siamo diciamo INPS numero 1 a livello nazionale, grazie alla regione numero 1 a livello nazionale, perché l'ottima collaborazione, l'84% delle casse integrazioni, conta di chiudere la partita per fine maggio, ha già liquidato 30.000 pratiche. Ci siamo sentiti anche per la vicenda di Sole Mare e quindi di quello che è il fondo e i marittimi che sono stati qui ieri. Non dipende dall'INPS regionale, si è attivata anche l'INPS nazionale, spero anche con l'intervento del Presidente Tridico che si possa sbloccare subito anche questa partita, perché ho visto, io non conoscevo questa vicenda, che si tratta di circa 77 pratiche. E quindi anche questo è un tema. Nel frattempo gli stagionali verranno incontrati dall'assessore Donazan per quel che riguarda appunto la mancanza di ammortizzatori di ogni forma di aiuto nei confronti degli stagionali marittimi che ovviamente non avendo il turismo eccetera si sono ritrovati con non poche difficoltà. Ultime due considerazioni per le donazioni: siamo a 38.525 donatori, adesso chiedo un altro piccolo sforzo per arrotondare a 58 milioni di euro, siamo a 57.671.000 euro, ma penso che ci arriviamo a 58 milioni, ci mancano ancora 330 milioni, quindi faccio appello magari a qualche imprenditore, ai cittadini che vogliono donare. Prego?
Sì, scusami. No, 371.000 euro, sì, grazie. No, anzi, ne mancano di meno, esattamente 329.000 euro mancano ai 58 milioni. 329.000 euro per arrivare a 58 milioni. Ho un sacco di lavori dei bimbi che vi presenterò, ma oggi me ne è arrivato uno. Bello, e fra l'altro sono i bambini della scuola dell'infanzia, una scuola particolare, è Stefan Zavrel, Istituto Comprensivo di Vittorio Veneto. Hanno anche versato 100 euro, ma guardate che lavoro hanno fatto. In linea peraltro con l'idea dell'illustrazione per l'infanzia, no? C'è Stefan Zavrel, la mostra per l'illustrazione dell'infanzia, e quindi c'è questa forma di contaminazione che si è tradotta in questo lavoro dei bimbi, e quindi ringraziamo i bambini della scuola dell'infanzia Stefan Zavrel, l'istituto comprensivo è quello di Vittorio Veneto da Ponte, e ringraziamento ovviamente anche alle insegnanti che hanno guidato questi bimbi per questa realizzazione. È un'opera d'arte che è stata donata alla Regione e ovviamente la ritroveremo nella mostra. E conserviamola bene, grazie. Io, guardate, non vi aggiungerei altro, passerei la parola a voi per le domande, così vi libero prima anche oggi. Allora, siamo andati notati, Tosato, Dandan, Bonet, la collega Parisi e la Luna. Emiliano però va in fondo, Emiliano e il collega Malavasi. Prego. Andiamo in quest'ordine. Buongiorno Presidente. Ciao. Allora, una cosa sui tamponi prima di tutto, poi le faccio una domanda invece che riguarda il 2 giugno, il 3 giugno. Un'azienda inserita nel gruppo di aziende pilota per i test, quello di cui ci parlava anche l'assessore Lanzarin sui controlli per verificare i contagi tra il personale eccetera eccetera, dice che da un mese loro hanno completato test e tamponi ma non hanno più avuto contatti, cioè non sanno a chi consegnare questi tamponi, questi test, e non riescono ad avere un feedback da parte della Regione. Scusa, cosa vuol dire non sanno a chi consegnare? Se li sono autofatti i tamponi? No, vuol dire che loro li hanno eseguiti, sì, ma non sanno a chi consegnare il materiale. Ma chi è che ha materialmente eseguito il tampone? No? Li hanno eseguiti dicono loro, secondo il protocollo aziendale. Sì, ma il tampone uno non è che se lo fa da solo, c'è un medico, un operatore. Certamente. Però dicono che non hanno più avuto notizie circa l'esito di questo. Ah, l'esito? Ah, sì, no, perché tu dicevi... No, certo. No, scusa, non capivo. No, mi sono... bisogna sapere il nome dell'azienda e capire. Glielo fornirò. Sì, grazie mille. Ecco, invece, la domanda che riguarda gli spostamenti da regione a regione, che insomma intanto per sapere se secondo le sue informazioni questo... Scusa, sai cosa possiamo fare? Se puoi dire anche il nome dell'azienda, lo sentiamo subito e quindi sappiamo qual è l'ULS e avremo il direttore che magari interviene subito. Sì. Se c'è. Sì, c'è. L'azienda si chiama, adesso magari ve lo dico. Sì. Oh. Ecco, sì, comunque è l'imprenditore proprio che ci ha scritto, quindi insomma verifichiamo. Sono i dati di riferimento. Le dicevo, per quanto riguarda gli spostamenti, intanto se secondo le sue informazioni è confermata questa data del 2 giugno per gli spostamenti extraregionali, e poi lì non si capisce bene quale sia la ratio, perché alcune regioni, mi pare ad esempio la Sardegna, hanno posto un po' degli altolà rispetto ad esempio al turismo lombardo, no? La Lombardia è la regione ancora più in sofferenza. Il ministro Boccia dice ma sarebbe incostituzionale se i governatori non consentissero la libera circolazione nelle loro regioni. Avete fatto una conferenza delle regioni pochi giorni fa. La domanda qual è? La domanda è se c'è uno schema di ripartenza e di libera circolazione. No, siamo ancora in alto mare. Questo compete allo Stato, no? Al governo. Tanto è vero che penso che sia probabile che ci sia un DPCM, immagino,
che dovrà chiarire questo tema dell'apertura dei confini regionali in virtù ovviamente dei dati epidemiologici che ci saranno e dei parametri stabiliti dall'Istituto Superiore della Sanità e dal Comitato Tecnico Scientifico. E solo un DPCM può regolare le aperture, non lo possiamo fare noi. Voi avete visto che noi abbiamo fatto questi accordi, definiamoli transfrontalieri, no? Però sono limitati e sono episodici anche se volete. Adesso si deve parlare di riapertura, una riapertura che io auspico ci sia, sia regolamentata a livello comunitario, perché è inutile che stiamo qui a pensare di risolvere il problema tra regioni quando poi ci accorgiamo che la Svizzera, non so se ve ne siete accorti, la Svizzera ha emanato per il 6 giugno l'apertura, apre all'Austria, alla Germania, alla Francia e non all'Italia. Però nelle icone c'è la prostituzione che è garantita. Ha messo nelle icone, una delle icone delle cose che si possono fare dal 6 giugno è quella di fare accesso ai luoghi di aggregazione. Allora voi capite, e magari vi darò il cartoncino, perché mi hanno fatto avere il cartoncino con tutte le icone delle cose possibili e delle cose non possibili. Per carità, la Svizzera non è che dipende dall'Europa e quindi è una roba fuori, però è pur vero che il tema degli esteri è fondamentale qui, nelle trattative. Io spero che tutte le regioni responsabilmente, nel rispetto dei parametri, possano aprire e non ci siano, diciamo, i parenti poveri e quelli che hanno capito tutto. Lo dico perché anche il tema dei tamponi, ma qui il professor Crisanti è molto più preparato di tutti noi, il tema dei tamponi, come ripeto, è una fotografia. Quindi abbiamo la garanzia che in quell'istante non c'è la positività, ma poi può cambiare il mondo, cioè abbiamo visto le evoluzioni, no? E quindi io penso che il nostro ragionamento che stiamo facendo sulle spiagge covid free, regioni covid free, mettetela come volete, deve essere un insieme di attività che si facciano. Non possiamo dire al mondo intero che siamo sani semplicemente perché facciamo il tampone al turista o ai nostri operatori, perché non... come si può dire, i nostri ospiti sanno anche loro come funziona la partita dei tamponi. E altra. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Una specificazione sull'aspetto sanitario. Lei ha detto che avete deciso nella lunga riunione di oggi con i direttori generali di continuare fino al 15 giugno il piano di sanità. Con questo piano sì. Che riguarda i tamponi? Sì. Ecco, quindi, la diagnostica. Perfetto, mentre invece la differenziazione degli accessi, pronto soccorso, visite ambulatoriali, quella continuerà ad oltranza? Certo. Lì non c'è una fine? No. Bene. L'ospedale del Qatar, visto che non ci sono più casi, lo smantellate? Allora, dal punto di vista prudenziale l'ospedale del Qatar prevede due considerazioni. La prima, che è montato e in via prudenziale, siccome ci si mette quasi 2 settimane a montarlo e c'è un dispiego di risorse pauroso, risorse umane, in via prudenziale lo terremmo lì fino al passaggio dell'eventuale nuova ondata. Fermo restando che abbiamo già scritto e anche oggi abbiamo deciso, ti ringrazio per avermelo ricordato, io ho sollecitato i nostri di rimandare un'altra lettera, perché quando io ho ricevuto la prima telefonata e mi ha detto c'è questa opportunità, ve lo regaliamo, mi hanno detto con i letti, con le terapie intensive, con i 500 posti, cioè chiavi in mano. E a onor del vero devo dire che i 23 ingegneri del Qatar che sono arrivati qui si sono interessati per capire che pavimentazioni volevano fare, che allestimenti. Dopodiché adesso siamo fermi, quindi noi, come si può dire, il dono lo consideriamo nostro nel momento in cui è allestito, altrimenti per noi resta nel limbo in questa fase, perché non ci possiamo portare a casa 5.000 metri quadrati di tendone vuoto, perché non è impensabile. A un certo punto ci facciamo un padiglione se dobbiamo finanziarci l'operazione di allestimento. Il dono era chiavi in mano, non è polemica, vi dico come sta, per cui è chiara, Cioè, no, nel senso che noi abbiamo scritto più volte il dono del Qatar, il grande ospedale, le terapie, certo. Adesso si scopre che è un tendone vuoto, per cui ci puoi circostanziare un po' meglio. No, scusa, non si scopre che è un tendone vuoto, vi ho detto che è ancora da allestire, che è un'altra roba, punto. Il tendone da 5.000 metri quadri, dico, sostanzialmente vuoto, non ce ne facciamo niente.
Sì, ho capito, siete a fare l'articolo, ma scrivi così. Io vi ho detto che in questo momento un tendone è vuoto, che non ce ne facciamo niente, perché se non è allestito non è un ospedale. Siccome il dono ci è stato fatto dicendo che vediamo i letti, vediamo le terapie intensive, vediamo tutta l'attrezzatura, e non ho motivo di pensare al momento che non ce la diano, visto e considerato che si sono anche premurati di farsi dare una lista del totale per gli allestimenti. Però se qualcuno mi dice andiamo a vederlo, vi dico è un tendone vuoto in questo momento. Bello, climatizzato, perché poi c'è anche la possibilità di climatizzarlo tutto, questo è positivo, sia per l'estate che per l'inverno, però ad oggi Marco è vuoto. Non l'ho detto in polemica per il fatto di dire che mi hanno dato un tendone vuoto. Cioè nel senso, Presidente, che devono ancora arrivare i posti letto? Sì, le attrezzature e l'allestimento. Considerate che sono arrivati 7 aerei per portare questo ospedale, Cioè, abbiamo un calcolo per il magazzino di container che è pauroso. Adesso non vorrei dire una cretinata, mi sembra che ci vogliono 40 o 50 container per immagazzinarlo tutto. Cioè, quindi ci vuole anche è impegnativa l'operazione. Capite che però se il dono si concretizza come ci è stato detto, abbiamo portato a casa una bella operazione, siamo gli unici ad averlo. Poi magari non servirà mai, ok, lo sappiamo, ma ci hanno regalato in caso di, pensate che un cataclisma, una catastrofe, qualcosa, abbiamo una struttura che è innovativa. Era l'impianto elettrico che si era Andiamo con... Prego? l'impianto elettrico che non era norma, aveva fatto richiesta per No, nel senso che ha bisogno di tutto l'allestimento. E Gazzana, vuoi concludere? La seconda domanda, Presidente, invece riguarda ancora le elezioni, Election Day, elezioni regionali, elezioni comunali, tema che sta occupando il Parlamento e il Consiglio regionale e ci dicono che ci sia stata questa notte una riunione molto tesa con i presidenti di regione, con i suoi colleghi, sulla appunto la richiesta di anticipare la finestra estiva. Ci può raccontare cosa è successo stanotte? È stata fatta una videoconferenza urgente con i 6, anzi non c'erano tutti i 6, ma c'ero io, Totti, De Luca, Cerissuoli, Emiliano, quindi 5 regioni, e i governatori con i Bonaccini, con il ministro Lamorgese, per dire che noi innanzitutto non possiamo accettare che si dica che c'è stato un accordo con le regioni, perché non c'è stato nessun raccordo. Ma questo è definito formalmente perché firma Bonaccini Totti hanno scritto già l'altro ieri che non esiste nessun accordo con le regioni. Noi abbiamo una richiesta che continuiamo a mantenere viva, che è quella di fare quanto prima. È inutile che vi stia a dire tutte le considerazioni fatte, le scuole che si aprono, si devono richiudere, il rischio della reinfezione, il fatto che il Comitato Tecnico Scientifico dica che bisogna fare tutto entro settembre e altre considerazioni del caso. E pensiamo che si possa assolutamente andare a votare in luglio, fine luglio, il 26 luglio, il 2 agosto, insomma a fine del mese di luglio, che la campagna avrebbe luogo in un periodo assolutamente tranquillo, dal punto di vista sanitario, e che ci sono i presupposti per farle bene e che abbiamo anche aggiunto che siamo in grado di far fare ai servizi di prevenzione delle nostre regioni anche una dichiarazione che non c'è alcun rischio a farle a luglio, visto e considerato che stiamo aprendo tutto, o meglio abbiamo già aperto tutto. Cioè, lo scenario che vedete fuori non è che cambia se facciamo le elezioni, anzi non ci sarebbero assembramenti nei seggi elettorali perché è vietato per legge. Tensione ce n'è stata perché si mette in discussione la leale collaborazione tra istituzioni. Capite che su una partita del genere non può essere che una prerogativa costituzionale che hanno le regioni della convocazione delle elezioni, delle urne, si traduca in una risposta nel dire ma noi vi abbiamo dato la finestra che va dal 6 di settembre, voi potete convocarvele quando volete. Cioè vuol dire che, per carità, può essere anche questa una visione, no? Si fanno le elezioni il 6 settembre e gli altri faranno le elezioni il 20 e il 27, però non ci sembra la soluzione migliore. Il che vuol dire che stiamo ancora attendendo, abbiamo scritto a Mattarella, come sapete, Presidente Mattarella, che assolutamente conosce la vicenda, ne ho parlato anch'io assieme, non ieri, ne ho parlato
forse una settimana fa, ma ne hanno parlato anche i colleghi. Lui è il garante della Costituzione e noi siamo convinti che la Costituzione non sia rispettata con questa modalità di convocazione delle urne. Del resto c'è l'articolo, se non ricordo male, 63 della Costituzione che prevede la sospensione delle elezioni in caso di guerra. Prendiamone atto che abbiamo inaugurato questo articolo con il coronavirus. Questo è quello che vi dico, la tensione è alta, c'è anche una proposta di far saltare il tavolo della conferenza Stato-Regioni, quindi di non dar più pareri, e lo consideriamo un fatto grave che non venga data risposta alle regioni, o meglio che la risposta sia quella ecco, questa forse è la sintesi, di tradurre in dibattito politico che ci sta, che è giusto che il Parlamento lo faccia, è giusto che le segreterie di partito lo facciano, ma il rapporto tra noi e il governo non è un dibattito politico, è un fatto di Costituzione. Cioè questo dibattito lo possono fare le segreterie di partito, lo possono fare i parlamentari che hanno titolo per farlo in Parlamento, ma di certo nel rapporto tra regioni e governo no. Ci viene detto che in Parlamento non passerebbe mai la proposta, ma è anche vero che il governo non la fa la proposta che diciamo noi. Perché se il governo volesse fare la proposta e ci mette la fiducia, si capisce subito se questi vogliono andare a casa o andare a votare prima. Secondo me vogliono andare a votare prima. Tutto qua. Restiamo in fiduciosa attesa. Ma adesso, Presidente, nelle mani di chi è la palla per la decisione sull'Election Day? È in due mani, Milva. La prima che è quella formale, che è il Parlamento, perché c'è una conversione di un decreto e quindi il Parlamento potrebbe convertire il decreto che è non frutto di un accordo, ma è stato disatteso l'accordo in quel decreto, perché avevamo un testo che è stato totalmente disatteso, concordato con il governo, vuol dire che il governo ha modificato l'intesa che c'era e quindi il Parlamento potrebbe convertirlo o modificarlo, quindi in sede parlamentare potrebbero anche dire si va a votare a luglio. Oppure l'altra via è quella che il governo faccia un altro decreto e quindi dia modo a noi di votare. Bonet, scusa, Milva, volevi concludere? No, volevo andare in Europa adesso. Ma forse Marco aveva una roba sulle elezioni? Prego. Beh, visto che gli aeroporti sono ancora chiusi, ma possiamo volare almeno con le buone notizie che arrivano da Bruxelles, insomma questo Recovery Fund che dà all'Italia una parte molto consistente. Commento del governatore del Veneto? Guardate, non ho ben capito come funziona l'erogazione e quali siano i vincoli, non ne so nulla, perché ho letto anch'io al momento solo delle agenzie. Vi dico anche che da mesi che si sente parlare di mega interventi, di robe, ma a tutt'oggi io nei conti della Regione non ho ancora visto niente. Dopodiché staremo a vedere, cioè mi fermo qui Milva, ma non perché voglio essere reticente, perché non sono informato sulle modalità. No, ma se le cifre che girano sono queste, di 172,7 miliardi di euro e all'Italia la fetta più grossa 750 miliardi di euro, come dire, è un buon inizio. Se le notizie sono così sì, ma non so che vincoli ci siano, non so quali siano gli strumenti messi in campo e mi fermo qui. Bonnet. Sì, Presidente, volevo capire tu, del mondo del turismo, che feedback hai? Te lo chiedo perché noi per molti giorni abbiamo portato avanti le loro istanze di aprire subito, di aprire presto, però adesso continuiamo a scrivere di alberghi che non riaprono, di concessionari che non mettono giù gli ombrelloni, cioè allora forse tutta questa urgenza, mi chiedo io, se c'era, perché pareva che fosse una questione che in 24 ore bisognava aprire tutto, allora tu che interlocuzione hai con quel mondo lì? Che feedback? Guarda, allora in questa fase sono preoccupati delle disdette degli austriaci, questa è notizia di giornata delle ultime 24-48 ore. Il Kurz in Austria, il Premier Kurz, sta dando informazione che di fatto è passata l'idea, tanto è vero che c'è stata una disdetta importante da parte degli ospiti austriaci, che venuti in Italia poi si devono fare la quarantena quando tornano a casa, capite che tutti se ne stanno a casa, no? E questo è un primo guaio. In generale io resto fiducioso,
è ovvio, Marco, che di difficoltà ne abbiamo, cioè, stiamo anche parlando della prima industria in Veneto, vale 18 miliardi di euro di fatturato. Noi abbiamo voluto dar da subito la stura alle aperture con le linee guida, pensa alle spiagge, anche perché comunque c'è una predisposizione. Adesso non so se qualcuno fa il delicato, però voglio ricordare che fino al giorno prima ci dicevano non arriveranno i turisti, però dobbiamo piantare gli ombreoni, no? Adesso gli ombreoni vedo che si stanno attrezzando, qualcuno sta ancora attendendo, ma saranno scelte anche imprenditoriali. Io non oso immaginare, ma mi rifiuto di pensare che l'estate passerà tutta con le spiagge deserte. I turisti torneranno. Il vero tema è che bisogna aprire le frontiere, il vero tema è che bisogna garantire la mobilità. Questa è la vera partita. Il 23% del turismo veneto è tedesco. Vuol dire che noi perdiamo un quinto, un quarto quasi, dei turisti semplicemente non avendo relazioni e scambi con la Germania. E qui ci aggiungete poi gli austriaci, ci aggiungete gli inglesi, ad esempio, altra partita importante per noi, i russi, i danesi, cioè tutto il nord Europa, per cui per noi è fondamentale, pensate, tutto il tema dell'open air. Noi facciamo 9 milioni di presenze al Cavallino, cioè a noi servono i turisti. Prego. Ha assegnato la possibilità della circolazione e del diritto di circolare. Chi potrebbe a livello europeo stabilire una Schengen sanitaria e quindi anche turistica? Perché a questo punto è un problema anche di ognuno va per i fatti suoi. Ma guarda, io ci ho pensato, sapete, io vi parlo sempre di questa Schengen sanitaria, io penso direttamente alla Commissione, ma operativamente se io fossi lì penso che chi dovrebbe operare sono cioè il commissario agli esteri, colui che si occupa delle relazioni, e quello alla salute, no? Nel senso che sono due grossi interlocutori che possono portare avanti diplomaticamente la cessazione di questo blocco di Schengen, perché oggi Schengen è sospeso, quindi il ripristino di Schengen, e dall'altro la messa in sicurezza dal punto di vista sanitario. Cioè, oggi noi dialoghiamo all'interno degli Stati membri dal punto di vista sanitario, ma non c'è un minimo coordinamento tra Stati, e questo è grave. Malavasi, Parisi, Emiliano. Una domanda doppia sulla questione dei centri estivi, riapertura eccetera. Allora, mi pare siamo ancora in attesa della validazione delle linee guida per la fascia 03. Allora, da un lato ci si può domandare chi debba validare, perché non è chiaro se debba essere il governo, il Comitato Tecnico Scientifico, l'Istituto Superiore di Sanità o chi. Se ci sono notizie ovviamente che la validazione è in arrivo, bene. Se tergiversasse ancora, è fattibile che il Veneto, la regione a un certo punto prenda questa decisione, come mi pare abbia fatto l'Emilia Romagna? No, allora, l'Emilia Romagna apre l'8, per cui i centri estivi li apre l'8, dall'informazione che ho io. Lo 03? Sì, ma gli centri estivi in generale. Questo è quello che mi ha detto il collega Bonaccini. Noi vogliamo aprire già lunedì, il primo, il giorno 1, non lo 03, perché ci serve quantomeno che sia validata la partita delle linee guida. Si sta muovendo qualcosa a Roma, questo posso dirlo, spero e resto fiducioso affinché nella volta di 24 a 48 ore qualcosa si muova. Voi avete capito, in questo paese il sabato sera può accadere di tutto, e quindi anche la domenica. La seconda parte della domanda. Quindi, però noi, guarda, io ho già tanti, e penso che sarà una chiamata di popolo i centri estivi, abbiamo già tanti privati che ci scrivono, ci dicono che sono pronti, gestori di luoghi ricreativi per i bimbi, tante piscine che ci scrivono, siamo pronti con i centri estivi, e questo direi che è unico. Poi ovviamente tutto il mondo delle scuole paritarie, le scuole dell'infanzia e così via. Ecco, la seconda questione è di tipo economico, perché tra l'altro ci sono costi molto differenti a seconda che si tratti della fascia dei più piccoli oppure dei più grandi. Mi pare che il ministro Bonetti abbia parlato non solo dei 150 milioni del decreto rilancio, ma anche di altri 35, insomma 185 milioni complessivi. Mi pare che il criterio per il riparto sia quello di darlo ai comuni.
Il rischio che mi pare di aver colto però è quello che il criterio sarà quello di quanti bambini ci sono, quanti minori ci sono, tanti soldi diamo a pioggia. Però non è la stessa cosa quello che si fa e si è fatto in Veneto in termini di centri estivi per numerosità e per impegno rispetto a quello che si è fatto minimalmente o quasi per nulla in altre regioni. Non sarebbe il caso di scegliere un criterio diverso e che la regione si facesse portavoce di un criterio diverso? Ma guarda, noi siamo rispettosi dei comuni, di tutto quello che sono appunto le sentinelle sul territorio, che sono i sindaci. Vedremo cosa deciderà il governo, questa non è una partita ancora definita. Però è fondamentale. Assolutamente sì, perché poi c'è un tema anche di regia, di coordinamento, e questo è vero, è oggetto di dibattito in queste ore questa partita, quella delle risorse e come stabilire poi l'erogazione sui territori. Parisi. Presidente, buongiorno. Ciao. Un chiarimento e una domanda. Dunque, per quanto attiene alla partita dei tamponi nelle strutture ospedaliere, si faranno con la ripresa di tutti gli interventi chirurgici ordinari fino al 15 di giugno o a prescindere si andrà oltre? No, si va oltre. Si va oltre, sì. Sì, l'ho detto anche prima. Non avevo capito. E poi, visto comunque il calo dei contagi con la carica virale trovata nei tamponi, sono state fatte delle previsioni che ci dicono se a giugno potremmo non più usare le mascherine, la partita delle sanificazioni, il distanziamento sociale? Ma guardate, su questo ci stiamo lavorando. Considerate che noi dovremmo presentare, anzi io dovrò firmare un'ordinanza prima del primo, perché c'è la partita delle terme che stiamo ancora affinando, c'è la partita dei dispositivi e poi c'è tutta una serie di piccole partite che vanno assolutamente codificate con un'ordinanza. La stiamo già scrivendo, anzi potrei dire che è scritta all'80% per alcuni aspetti e quindi se non è domani sarà sabato, firmo l'ordinanza. Fra l'altro vi avviso, scusate mi ero dimenticato, che nell'ottica delle ospitalità, ecco io vorrei dire, perché non vorrei che passasse l'idea che è un'invenzione dell'ultima ora quella di ospitare medici. Io ve lo sto dicendo da settimane che quando si sarebbe sgravato del lavoro avrei ospitato i professionisti. Ho invitato la professoressa Tacconelli, lunedì ci sarà la dottoressa De Silvestro, plasma, quindi avrete un focus sulle cure col plasma, banca del plasma, prelievi, lavorazione del plasma, linee guida e quant'altro. Quindi ospiteremo la dottoressa De Silvestro dell'azienda ospedaliera di Padova e quindi anche è assolutamente la persona titolata che potrà parlarci di questa partita. Grazie. Emiliano. Presidente, le volevo chiedere, buongiorno, come procede la partita delle famose zone rosse, perché è uscita un commento, non so se una boutade mi viene quasi da dire, insomma il ministro Boccia dice che le province lombarde hanno subito un'ecatombe mentre le altre soltanto un dramma, è una frase insomma che colpisce. Poi le volevo chiedere una curiosità, perché l'ultima volta che è stato qui l'assessore Donazzan parlava di un solo 30% per quanto riguarda le ACIG, quindi la cassa integrazione data, insomma, mentre improvvisamente lei stamattina ha detto già l'84%, quindi c'è stato uno sviluppo incredibile, un'accelerazione. Questo dipende dall'efficienza dell'Ips, guarda, te lo dico anche con... Non per mettere in dubbio la sua parola, ma tutte le persone insomma, che sono venute qui e non solo, invece sembra che questa CIG non l'abbiano ricevuta. Pagato l'84% delle domande, superata la soglia delle 30.000 domande. Ho un aggiornamento che mi è arrivato oggi alle 11:54 dal dottor Pone, che è direttore dell'INPS regionale. Per quanto riguarda le zone rosse? Sulle zone rosse, guardate, come procede la partita? Ma è indubbio, è innegabile che la Lombardia abbia avuto veramente sfortuna e il virus lì abbia pesato oltre 15.000 morti, se non ricordo male la cifra. Ciò non toglie che se il governo vuol fare un provvedimento dedicato alla Lombardia ha titolo di farlo, ma se lo fa le zone rosse ce ne sono altre, punto.
E a me non piace sto giochetto del dividi e timpera, perché la mia non è un'azione contro la Lombardia, è contro il governo, che è molto diverso. Ditelo. E comunque se il governo non vuole modificare il provvedimento, io al professor Bertolisi ho già dato l'incarico per il ricorso, vedano loro. Grazie Presidente. Cioè, sono 200 milioni di euro, stiamo parlando di patatine. Altra domanda? Cioè, io non vorrei... Bonet, costretto a una domanda. Sì, sono costretto dagli eventi, nel senso che mentre noi parliamo... Cosa è successo? Il professor Crisanti torna alla carica, rispetto alla tua intervista di oggi al Fatto, dicendo che se ne dice di ogni, per cui ti invito poi magari a leggerla con calma, però i punti mi sembrano salienti che insiste sul fatto che la Regione non aveva i piani e vi sfida a farli vedere, a mostrarli, dice saranno protocollati, li tirassero fuori. Quelli li avete già ricevuti per me. Sì, e dopo sul tema degli ospitati in TV dice io non ho mai chiesto un euro per andare in televisione, vado solo in programmi, cioè al di là dei contenuti mi sembra che sia una polemica che lui continua, cioè nel senso, ma guardate, come la mettiamo? Io lo trovo anche, come si può dire, il rituale, però vi dico solo, siccome questa mattina ho visto la mia intervista del Fatto, che è fedele, non ho nulla da dire, il titolo però non lo è. Tanto è vero che stamattina, guardate, proprio per la correttezza che mi dovete riconoscere, alle 7:17 ho scritto al professor Crisanti, ho scritto: ciao prof, scusami se ti disturbo, oggi c'è una mia lunga intervista sul Fatto, purtroppo il titolo che hanno messo, Crisanti la smetta con la TV, è una frase che non c'è e non troverai nel testo. Vabbè, leggendo tutta l'intervista non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere. Da un lato non mi compete, dall'altro ho il massimo rispetto per la libertà di ognuno, in particolar modo nei confronti di una persona di scienza come te. Ci tenevo a dirtelo perché questa vicenda mi dà molto fastidio e non mi piace. Basta, buon lavoro. Cosa volete che vi dica io? Faccio la trasfusione del sangue, non lo so. Però andrei al plasma a questo punto. No, guardate, io non commento più nulla. Però voi siete giusti testimoni del fatto che c'è il piano. Ma a me spiace, il professor Crisanti è un'autorità. Ha in mano il più grande laboratorio che ci sia in Italia da 6 o 7 mesi, non so da quanti mesi ci sia. È stata la figura che ha fatto la differenza dal punto di vista microbiologico, di analisi, di innovazione nelle analisi, ma questo a lui va riconosciuto. Ci ha dato l'idea di comprare la macchina e questo è un suo merito. Ha avuto l'idea di far fare i tamponi il secondo giro a Vo e quindi di far partire uno studio su Vo. Punto. Se dopo è una colpa dire che la dottoressa Russo ha fatto il piano della cosa, che la professoressa Tacconelli si occupa delle malattie infettive, che la dottoressa De Silvestro si occupa del plasma, che il professor Navalese si occupa dei malati in terapia intensiva, che Flor fa il direttore generale dell'azienda ospedaliera, che io faccio il presidente della regione, che la Lanzarin fa l'assessore alla sanità, beh, cosa vuoi che vi dica? No, ma ho detto qualcosa fuori luogo? No, mi sembra, no? E non mi sarei mai permesso di... Peraltro posso dire una cosa, lo dico umanamente. Guardate, io non percepisco negativamente il professor Crisanti, assolutamente. Mi dico, ma che c'entra la dichiarazione sugli ingaggi in TV? Chi ha mai messo in dubbio che lui ci vada gratis o a pagamento? Nessuno. Nessuno. E poi leggete la mia intervista, l'unica cosa che ho detto sulle sue comparsate in TV, ho detto che se fosse per me selezionerei, ho detto una boiata, è un consiglio di marketing, punto. Linda, volevo un altro passaggio. No, giusto da parentesi, certo che la comunità scientifica dopo 97 giorni di emergenza non esce molto bene, perché siamo già in tribunale. Senti, comunque... c'ho già un fronte aperto per farmi aprire con Stoccolma con i premi Nobel, no? Apro la parentesi e la chiudo velocemente, ma nei cittadini, compresi quelli che ci stanno seguendo, diventa un problema. Perché a chi mi appello quando ho dei dubbi scientifici, se poi mediati dalla politica o dalla televisione perché faccio le comparsate. Siamo già in tribunale Burioni-Tarro. Sì? Non lo sapevo. Sì. Siamo già alle spiegazioni su quanto prende la Capua. Crisanti che dice io non ho mai preso un euro. Cioè, ma scusate, io ci tengo perché è un fatto, scusami Milva, è un fatto di come si può dire, di correttezza e di essere uomini fino in fondo.
Io non ho mai insinuato sugli incarichi, su eventuali cachet di clienti, non so neanche da dove viene fuori sta roba qui, che sia chiaro. Poi dopo se qualcuno problemi a leggere gli articoli li rilegge 2 volte e lo capisce. Cioè io non ho detto nulla. No, ma neanche Crisanti, perché leggendo... no, ma ho letto... No, questo è il titolo, ma Crisanti chiude l'intervista al Fatto dicendo io non prendo neanche un euro. No, ma l'agenzia che ha letto Marco adesso. No, è un pezzo sul Fatto. È il pezzo sul ho Fatto. capito. Ma quando l'ha fatta sta roba? Oggi? È online quindi? Sì, quella di oggi. Altre domande, colleghi? Peraltro devo anche dire che onestamente, anche umanamente, io non so più cosa dobbiamo dire, cosa volete che dire? Ci consegniamo, ci mettiamo il tappo in bocca, non lo so, cosa dobbiamo fare? A me non sembra che la Regione abbia avuto comportamenti dissonanti o poco rispettosi nei confronti non solo del professor Crisanti ma anche degli altri. Ce li ringraziamo tutti i giorni, diciamo che se non ci fossero stati, ed è vero, hanno fatto la differenza. Io non so, Poi posso dire una roba, l'università se c'è dica anche la sua. Non lo so, io dico l'università se c'è dica anche la sua, perché a me delle telefonate non mi interessa niente. Avevamo detto Vantan, Malavasi, Tosato. Presidente, in merito alla manifestazione che c'è stata questa mattina da parte degli operatori di viaggio, degli agenti di viaggio. Dove? A Venezia hanno fatto una manifestazione. Ovviamente il settore è in crisi perché non ci si muove più e quindi non si prenotano più vacanze. Chiedono sostegno e un aiuto. È una richiesta che può essere indirizzata anche alla Regione o che va trasmessa solo a Roma? Ma guardate, noi ci siamo, però capite che l'aiuto per loro significa far fronte a tutte le perdite che hanno avuto. Noi non abbiamo tanta forza finanziaria. Ieri avete visto abbiamo presentato il progetto con l'assessore Marcato e il vicepresidente Forcolì. Abbiamo questa leva da 1,4 miliardi, risorse fresche della Regione che sono quasi 300 milioni di euro, però il nostro riferimento è Veneto Sviluppo, i bandi. Non preleviamo soldi dalle tasche dei veneti con le tasse. Sapete che a forza di dirlo si è capito che l'addizionale IRPEF che tutti pagano non viene in Regione, sono risorse che vanno a Roma. Siamo a disposizione comunque, il turismo ne esce con le ossa massacrate dal Covid, 35.000 posti di lavoro sono persi. Vi basta ragazzi. Malavasi e Tosato, poi possiamo prendere per chiudere, grazie. Una battuta sull'app. Scusa? Sull'app, sui muni. A giudicare dai primi risultati del test sierologico, la scarsa adesione, insomma, immediata perlomeno nei primi giorni, del 20-25%, fa venire da pensare che l'app possa andare incontro a un flop, perché le ragioni sono simili, insomma, forse scarso senso civico, scarsa disponibilità ad accogliere questa proposta. In più, per quel che si sente dire, è una considerazione però epidermica, l'app porta con sé la debolezza che chi aderisse teme di finire in quarantena non appena gli accada di essere in collegamento con un contagiato. Allora, siccome so che la Regione e il Presidente si sono spesi anche a favore, insomma, dell'introduzione di questa app, è il caso di battere di più perché diventi obbligatoria per far cosa? Ma guardate, io penso una cosa, che ormai, come si può dire, il peccato originale ci sia, no? Nel senso che non è stata costruita un'attività di consenso attorno a questa operazione. I cittadini sono inquietati dalle notizie che hanno rispetto all'uso dei dati personali, a tutti i tracciamenti dei contatti, eccetera, e giustamente ognuno pensa alla sua privacy. Finché non sarà chiarita fino in fondo questa partita, io temo che saranno pochi coloro che scaricheranno questa app. Ma lo si vede anche perché ormai sono partiti... Poi c'è una vena anarchica, no? che è sempre più diffusa, che la mascherina sta diventando un problema, no? Mascherina è il simbolo dell'oppressione del potere. Vabbè. Adesso c'è l'app, guardate, ci sono una miriade di messaggi che stanno girando sui social e anche sui nostri WhatsApp, nel quale invitano a inviare a 10 persone l'invito a non scaricare l'app. Quindi penso che avrà grosse difficoltà questa app. Anche perché vi ricordo che i dati ci dicono che deve essere scaricata da almeno il 60% dei cittadini italiani.
obiettivo impossibile con queste condizioni. E quindi non l'ho fatta io. Ah beh sì, cioè non è, se avessi avuto un'operazione così forse ci voleva un'attività prima di preparazione del consenso attorno e anche di, come si può dire, di informazione attorno all'operazione. Peraltro, se non lo sapete, alcuni sistemi operativi dei device, dei telefonini, già in automatico la scaricano. Quindi vuol dire che alcuni non sono neanche nelle condizioni di scegliere perché si ritrovano già l'app. Ovviamente sono nelle condizioni di scegliere se attivare Bluetooth oppure no per farla funzionare. Se non sbaglio è Android che già al suo interno chi fa l'aggiornamento si ritrova anche l'app di default. Verificatelo, ma ho sentito anche questa. Dovrebbe essere l'infrastruttura. Prego? Dovrebbe essere l'infrastruttura che è all'interno, sì. Cioè non è l'app in sé, è l'infrastruttura quella concordata tra Google e... È probabile, poi abbiamo... Poi dovrebbe venire scaricata l'app che non c'è. Oltretutto abbiamo Google che ai suoi utenti dice guarda che c'è la possibilità di verificare e tracciare i contatti, insomma è abbastanza complicata la vicenda. Altro ragazzi? E chiudiamo. Prego. Poi c'è una sorpresa per voi. Proviamo no, fermo lì, Presidente, con un paio di... A trasmissioni spente. Prego. Non ci sono armi. No. Prego. Allora, se posso, proviamo a dare un paio di certezze ai cittadini, perché lo dico anche in senso autocritico. Oggi forse abbiamo affrontato 100 temi, ma insomma di indicazioni pratiche, precise, percorribili, ne abbiamo sentite poche. Allora, una è questa. Lei ha accennato all'ordinanza che dovrà firmare in vista dell'1-2 giugno. Sì. Vogliamo spiegare ai cittadini, al di là delle terme, insomma, che sono un tema sempre scottante, ma per quanto riguarda la mascherina... Non ho informazioni adesso, Filippo. No. Ma voglio dire, è un'ordinanza relativa all'uso... No. No? Anche di più. Anche perché è in scadenza, quindi... Sì. Ecco. Su questo non ha anticipazioni. Invece una cosa che forse non è lampante per tutti quelli che ascoltano, cosa vuol dire che il piano della sanità pubblica è in vigore fino al 15 Sì, hai ragione, nel senso che noi abbiamo un piano oggi che prevede tutta una serie di monitoraggi, non si prescinderà ovviamente dal tema degli ospedali, delle case di riposo, però c'è tutto un panel di monitoraggi che andrà rivisto, che andrà ricalibrato, ma qui ad esempio qui ci vuole la visione ovviamente del servizio del Dipartimento Prevenzione, la Russo, e in particolar modo del professor Crisanti e tutte le microbiologie per capire col comitato tecnico scientifico se dobbiamo ricalibrare l'artiglieria rispetto al campo di battaglia che sta cambiando. Ma è una roba logica, se voi mi dite da qui all'infinito si faranno sempre tamponi, penso no. E quindi per arrivare a quel no bisognerà capire cosa di mezzo ci sarà, un po' di meno, tanti di più, un po' di meno, si cala, zero, si torna su, e questo lo fanno solo i tecnici, non posso dirlo io. Comunque riguarderà il monitoraggio attraverso i tamponi e i test, insomma. Lo screening in generale, certo. Ma ripeto, coinvolgendo gli attori che sono il Dipartimento Prevenzione e il professor Crisanti con tutte le microbiologie. No, guarda, io sono veramente basito, a me non è mai successo in vita mia una roba del genere, cioè, di scazzi tanti, ma prolungati mai. Però ripeto, guardate, è veramente una preghiera, lo dico in diretta, cioè che non venga fuori che la ragione è una posizione ostica nei confronti del professore o di chi che sia, perché non c'è, cioè non c'è. A noi sembra che il dibattito sia assolutamente corretto, rispettoso, e non capisco, è difficile lettura, perché fra l'altro il professore ha fatto un lavoro strepitoso, per questo non capisco, cioè qualcuno ha mai contestato qualcosa al professor Crisanti? Nessuno. Di cosa stiamo parlando? Poi altri che fa titoli sempre, i padovani. Prego? Beh, cioè, è un diritto, Ma
Lei lo candiderebbe, ad esempio? Sì, vabbè. Sa cosa si dice nel mio paese? Te pensi che sono imbutonato per da trio? E poi posso dire, perché mi fate le domande di seconda mano? Fate le nuove almeno le domande. Dai ragazzi, dai, Zettardi. Grazie. Buon lavoro. No, scusa, c'era Milva. Scusa, no, arrivi sempre. No, giusto per chiudere con la polemica. Il primo screening su Vo è stato fatto dal professor Crisanti con i mezzi della regione, pagato dalla regione. No, da me è stato fatto il primo screening. Allora, ok, da Zaia con i mezzi della regione pagati dalla regione. Sì. Il secondo? Dopo 12 giorni dal professor Crisanti pagato dalla regione, 150.000 euro. Il terzo screening? E il professore se l'è autofinanziato, non so quali siano le fonti, ma insomma è irrilevante. Okay. E con i mezzi della regione? I mezzi indirettamente, insomma è ovvio che la regione ma è ampiamente finanziato da risorse che il professore ha recuperato e continua lo studio di Vo, che è uno studio che è merito suo. Ma le macchine sono sempre quelle della regione? Sì. Anche quelle comprate con i soldi nostri? Ma guardate che, scusate, per legge la regione fa sanità, non fa formazione e non fa ricerca. Quindi tutto quello che si muove attorno alla salute dei cittadini è tutto in carico della regione. Vi ricordo che abbiamo un bilancio di 9 miliardi e 600 milioni di euro all'anno, 54.000 dipendenti. Poi noi magari siamo poco presenti nel dire questo ho pagato io, questo, però fidatevi. No, solo per chiarire. Con questo basta? Abbiamo chiuso. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie. Ma no, scusa. Chiudete la trasmissione. Avete spento tutto? È finita la conferenza stampa del governatore Zaia, sembra esserci una cosa in più, una sorpresa, si è sentito dire, per i giornalisti, telecamere però a telecamere spente. Vedremo poi quando ci collegheremo con la nostra Anna Maria Parisi, ci potrà dire di che cosa si tratta. Comunque il presidente Zaia che ha fatto il punto, buone notizie perché insomma dai dati emerge che non ci sono nuovi focolai, non c'è un aumento di nuovi contagi, i casi positivi 12 oggi che sono stati trovati sono positivizzazioni soprattutto nella gran parte, tranne alcune eccezioni, di vecchi focolai. Poi appunto da 20 giorni non ci sono positivi né tra il personale impiegato negli ospedali e quindi buone notizie. Sono stati poi mostrati tre spot animati per la nuova riorganizzazione di ospedali, pronto soccorso e accessi ambulatoriali, ma ne parleremo con la nostra Anna Maria Parisi poi nel collegamento per la sintesi di quanto emerso appunto dal punto del presidente della regione Veneto. Presidente Zaia che ha parlato anche di elezioni regionali, ebbene arriva un aggiornamento dal suo collega, dal governatore della Liguria Toti, che dice: chiediamo di votare nella prima finestra utile che è la fine di luglio, ove il governo e il Parlamento decidano qualcosa di diverso. 5 regioni sceglieranno di comune accordo di votare nella prima data utile, ovvero il 6 settembre. Visto che dal 4 al 15 giugno il paese tornerà sostanzialmente aperto e non riteniamo che le elezioni siano più pericolose di andare al lavoro o in vacanza, chiediamo di votare nella prima finestra utile, appunto quella di luglio. Altrimenti la data che sembra quella più probabile è quella del 6 settembre. Attendiamo di capire dunque dal governo che cosa si deciderà per il decreto legge elezioni, quindi per questo probabile election day che sarà stata a capire se poi verranno unificate tutte le elezioni, compreso anche quello per il taglio dei parlamentari. Capiremo dunque anche in quest'ottica che cosa accadrà. Dovremmo collegarci tra pochissimo con Matteo Marconi, presidente della cooperativa Comunica, cooperativa che nella Marca Trevigiana si occupa in gran parte dell'organizzazione dei centri estivi, perché dal 3 giugno si dovrebbe appunto partire con queste strutture d'accoglienza
per i bambini con tutte quelle che sono le linee guida regionali, ma potrebbero esserci delle sorprese. Presidente Matteo Marconi, presidente della cooperativa Comunica, buongiorno. Buongiorno. Grazie intanto per essere qui con noi. Allora, io ho detto che dal 3 giugno, da come eravamo rimasti dopo l'ordinanza regionale, si dovrebbe partire con i centri estivi. È così o non è così? Ci sono delle novità? A noi risulta molto complicato perché nella conferenza stampa il Presidente Zaia ha detto che ci sono delle novità che aspettano da Roma, ma a noi risulta anche che ci sia stata una conferenza dei sindaci con le ULSS martedì per stilare delle nuove linee guida, comunque delle modifiche alle linee guida, e che queste modifiche poi verranno approvate venerdì prossimo pomeriggio, sempre dalla conferenza dei sindaci per ogni zona praticamente. E quindi questo ci rende molto complicato cominciare, perché dalle bozze che stanno circolando noi vediamo notevoli modifiche rispetto alle linee guida della regione. Si parla in questo momento di una ricerca, di una manifestazione di interesse da parte dei comuni per vedere chi è interessato a fare centri estivi. Dopodiché questo verrà comunicato alle ULSS, che dovranno fare la formazione per gli operatori, dovranno andare a visitare i luoghi dei centri estivi per vedere se i locali sono idonei, dovranno probabilmente fare il tampone a tutti gli operatori. Io credo che sia praticamente impossibile cominciare il 3, cioè, se le condizioni saranno queste, cominciare il 3 non si può. Se fosse detto potete cominciare lo stesso senza fare tutto quello che è previsto, chi comincia si assume delle responsabilità veramente enormi, perché se esce un documento con delle linee guida e tu intanto cominci, perché comunque ti danno l'ok a cominciare, ti assumi tutte le responsabilità. E stiamo parlando di minori e bambini, le responsabilità sono notevoli sia per noi che faremo i gestori, sia per gli operatori. Dobbiamo essere in grado di mandare chi lavora per noi a lavorare in sicurezza dal punto di vista della responsabilità. Quindi, mi corregga se sbaglio, Presidente, i sindaci vorrebbero delle linee guida più restrittive rispetto a quelle regionali? No, i sindaci sono stati contattati, si sono trovati in questa conferenza per andare a vedere il parere dell'ULSS. Il parere dell'ULSS è molto più restrittivo rispetto a quello previsto dalle linee guida regionali. Chiaramente dicono dobbiamo fare dei controlli. Tutto quello che è previsto è positivo in realtà, però bisognava farlo almeno un mese fa, 2 settimane fa. Cioè dirlo adesso, tra l'altro l'ULSS parla anche di assumere per ogni distretto un educatore che avrà la funzione di supervisione e coordinamento di tutte le attività estive. Se dovremo anche confrontarci con un'altra persona ancora, sarà ancora più lungo. Cioè, è tutto positivo, è tutto molto bello, però non ci si rende conto dell'emergenza da parte delle famiglie. Quindi è difficoltoso. Lei prima diceva uno può partire, però se parte con delle linee guida che poi vengono in qualche modo superate, se ne assume la responsabilità, perché poi le linee guida vengono inserite nel contratto, diciamo così, che la famiglia sottoscrive al momento dell'iscrizione, giusto? Certo, certo. Tra l'altro partire con le iscrizioni in questo momento vorrebbe dire partire facendo riferimento all'unica disposizione di legge che c'è, che è quella regionale, oppure a quella nazionale, quindi l'allegato 8 nazionale e l'allegato 1 regionale, però se subentrano delle indicazioni che arrivano dalla sanità, noi siamo tenuti a rispettarle, se no ci assumiamo delle responsabilità molto elevate per averle trascurate, non si può chiaramente. Ho parlato stamattina anche col presidente di un'altra cooperativa che lavora proprio nei centri estivi come noi, che è il CSA di Conegliano, e anche loro hanno le stesse identiche difficoltà nostre. C'è anche l'altro fronte che è quello economico, perché i centri estivi a queste condizioni costeranno moltissimo. Io vedo uscire dei volantini ultimamente di piccole realtà con costi molto bassi, mi chiedo se hanno letto quello che c'è scritto sulle linee guida, anche solo su quelle regionali o su quelle nazionali, su quelle già uscite, perché il rapporto numerico è molto ridotto,
l'operatore può stare solo con un gruppo e non può andare su altri gruppi. Mettono anche, non so, l'orario di entrata dalle 7:30 alle 9. Non potrà essere così, perché la parte il momento dell'entrata al centro estivo e il momento dell'uscita sono due momenti molto che hanno bisogno di molta attenzione, perché sono molto pericolosi per il contagio, quindi dovranno essere scaglionati i bambini in ingresso e in uscita, dovrà essere proprio puntuale l'orario di arrivo, perché ognuno avrà il suo turno, ci saranno più ingressi, cioè sono cose che comunque aumentano i costi o complicano la situazione. Noi stiamo parlando per chiarezza nei confronti dei nostri telespettatori del bacino della Marca Trevigiana, giusto? Quindi al momento questo momentaneo stop in attesa di capire che cosa accadrà riguarda la Marca Trevigiana, ecco, per chiarezza. Quindi voi in questo momento non potete neanche aprire le iscrizioni perché vi mancano proprio le linee guida che sono basilari poi per dare il via alle iscrizioni. Sì, perché una volta che tu ricevi l'iscrizione devi confermare quello che hai messo nell'iscrizione. L'iscrizione quest'anno è molto delicata perché comprende un fatto di corresponsabilità tra genitore e cooperativa, nel nostro caso, o genitore e associazione, in cui i genitori si impegnano a segnalare eventuali persone con la febbre in famiglia, si impegnano a rispettare tutte le regole previste come ognuno di noi deve fare, però viene scritto questo e quindi i dettagli di queste prescrizioni sono fondamentali perché vanno all'interno delle iscrizioni. Voi però avete già, immagino, richieste da parte delle famiglie per avere informazioni, perlomeno per capire come comportarsi? Sì, a me arrivano personalmente, ma proprio personalmente nel mio cellulare, almeno una ventina di richieste al giorno. La cooperativa penso che abbia almeno più di una cinquantina ogni giorno di persone che ci chiedono quando cominciare. Ieri il sindaco di un comune limitrofo a Treviso mi diceva che aveva fatto una piccola indagine tra 45 persone, tra 45 famiglie, su 45 famiglie 40 attendono i centri estivi. Quindi anche questo sarà un problema, perché è un problema anche di numeri e di spazi. In quel comune noi abbiamo provato a guardare quali scuole si possono aprire, perché dobbiamo fare in modo che ogni singolo gruppo non entri in contatto con un altro gruppo. Quindi sia gli spazi interni alla scuola che gli spazi esterni devono poter ospitare dei gruppi che lavorano singolarmente. Possiamo quindi dire che almeno dal 3 giugno non sarà possibile partire con i centri estivi nella Marca Trevigiana? Noi saremmo dovuti già partire questa settimana con un bellissimo progetto sperimentale fatto insieme alla Ghirada, che dava anche la disponibilità degli spazi in maniera gratuita, che ci dava anche un contributo per non gravare sulle famiglie, ma non siamo riusciti a partire perché non c'è chiarezza sulle regole. È chiaro che una struttura come la nostra, che lavora dal punto di vista professionale su questo, o una struttura come ad esempio la Ghirada, deve applicare le regole al 100%, perché poi noi diventiamo un po' anche l'esempio per gli altri. Molte realtà piccole ci stanno chiedendo a noi come si fa a cominciare, quali sono le regole, perché magari andare proprio a leggersi nel dettaglio tutte le prescrizioni non è semplice, bisogna avere una struttura che sia in grado di capire il significato della singola parola. Se c'è scritto garantire una cosa o c'è scritto si consiglia una cosa, è molto differente, ad esempio all'interno di una linea guida. Garantire vuol dire un'assunzione di responsabilità molto più elevata. C'è poi da capire, questo potrà andare a influire anche sulle rette, gli stanziamenti previsti dall'ultimo DPCM proprio per i centri estivi, quanti potranno arrivare, in che modo verranno distribuiti e quanti potranno arrivare anche nella nostra regione e poi nella nostra provincia, nel Trevigiano. Prima in conferenza parlavano di questi 150 milioni più i 35 milioni successivi, però non c'è ancora chiarezza su come verranno distribuiti, se in base al numero di bambini, in base allo storico, cioè quante attività erano state fatte nel territorio, in base alle necessità legate ai genitori che lavorano, perché in tutti i protocolli la precedenza verrà data alle famiglie che hanno 2 genitori che lavorano.
ci sono tanti fattori molto importanti, perché per un comune sapere i soldi che ha a disposizione per abbattere le rette a carico delle famiglie è fondamentale. Se non arriva questa notizia noi dobbiamo uscire con la quota completa, e la quota completa in questo momento è molto elevata, poco sostenibile dalle famiglie. Non ce la può anticipare, immagino. Un centro estivo solo al mattino in questo momento ha un costo intorno ai 150 euro a settimana. Ascolti Presidente, allora diamo un attimo in chiusura proprio una tabella, diciamo così, di tempistiche, cioè per le famiglie della Marca Trevigiana che ci stanno guardando e che si erano già informate, che speravano dal 3 giugno di avere insomma un posto a cui affidare i propri figli. Quando è la scadenza, quando si potrebbero avere delle novità? Quindi lei parlava di venerdì, ma non venerdì domani, ma venerdì della prossima settimana? No, venerdì domani. Ah, sì. Domani, ok, quindi domani ci sarà l'incontro dei sindaci per discutere di queste eventuali nuove linee guida? Sì, esatto, domani dovrebbero essere approvate. E però poi voi avete bisogno del tempo tecnico per analizzare queste linee guida e poi per aprire le iscrizioni, per cui ci saranno delle tempistiche proprio tecniche che non andranno oltre il 3 giugno. Esatto, noi dobbiamo poi, per quanto riguarda i centri estivi comunali, chiaramente confrontarci con i comuni partendo da queste linee guida, che è chiaro che se prevedono quello che ho detto prima, quindi prima un'indagine da parte del comune di quante realtà vogliono fare i centri estivi in quel territorio, poi la seconda settimana da parte dell'ULSS il controllo dei luoghi e del progetto che va inviato e approvato dall'ULSS e la formazione degli operatori. Se fossimo veramente veloci si potrebbe cominciare intorno al 15, con alcuni comuni stiamo cercando di accelerare per cominciare il 15 giugno. Per quanto riguarda le realtà private, se non c'è questo obbligo di aspettare il sopralluogo dell'ULSS, forse si potrebbe cominciare l'8. La nostra speranza è di cominciare l'8 con qualcosa, perché l'esigenza dei genitori è altissima. Noi potremo anche cominciare mercoledì prossimo, ma dobbiamo essere autorizzati a partire, sapere che siamo sicuri nelle nostre responsabilità. È chiaro che noi ci assumiamo un rischio molto elevato quest'anno, siamo disponibili a farlo, però vorremmo capire qual è. Certo. Allora, Presidente, io intanto la ringrazio e a questo punto torniamo ad aggiornarci nelle prossime ore domani per capire, per avere ulteriori novità e dare ulteriori informazioni alle famiglie in attesa di capire che cosa succederà. Grazie al Presidente della Cooperativa Comunica, Matteo Marconi, grazie e buon lavoro, a presto. Grazie mille. Dunque in evoluzione, l'avete capito, anche la questione dei centri estivi per quanto riguarda perlomeno la Marca Trevigiana, i sindaci che insomma stanno rivedendo quelle che sono nuove eventuali linee guida e quindi domani dovrebbe arrivare l'approvazione dai sindaci della Marca Trevigiana e poi da lì iniziare tutto il percorso previsto proprio da queste linee guida. Vedo intanto in collegamento all'esterno della sede della Protezione Civile di Marghera la nostra Anna Maria Parisi, che ha seguito la conferenza stampa del governatore Zaia. Anna Maria, noi intanto però ti chiediamo qual era la sorpresa a telecamere spente che era stata annunciata però che non abbiamo potuto seguire per volontà insomma del presidente Zaia. Cosa è successo? Se si può dire. Come sorpresa resta ancora da svelare, bisognerà attendere ancora un po' perché era una sorpresa riservata a noi giornalisti, quindi teniamo ancora il mistero alto. Verrà svelato quanto prima e quando sarà possibile, ma niente di che, era semplicemente una nota che riguardava noi giornalisti con dei chiarimenti, tutto qua. Invece per quanto attiene al sunto di questa conferenza stampa a Fiume anche oggi con il presidente Zaia, essenzialmente tre le notizie da dare, per quanto poi ce ne siano tante altre. Allora, la prima, i video che sono stati proiettati, questi video animazione che riguardavano nella fattispecie l'accesso agli ospedali con le diverse
diverse modalità previste anche con la modalità da remoto, cioè col computer. Poi l'accesso ai pronto soccorso con gli accessi differenziati anche con il pre-triage, un'accettazione nell'accettazione, e poi la ripresa delle attività sanitarie ordinarie ambulatoriali e anche con l'utilizzo che è tuttora in corso della prenotazione telefonica e anche quella online, sempre da remoto col computer. Ed essenzialmente la notizia del giorno è quella che da giugno scade quest'ultima ordinanza regionale che prevede tra l'altro anche l'utilizzo dei dispositivi, cioè delle mascherine. Quindi ha una domanda molto precisa rivolta al Presidente se dovranno continuare a essere utilizzate. Ha detto ci saranno delle novità con la prossima ordinanza anche in merito ai dispositivi, però al momento non è dato sapere in che misura ci saranno queste novità, e cioè se con la prossima ordinanza che verrà firmata nell'arco dei prossimi giorni, delle prossime ore, visto che questa ordinanza l'ultima scade il 2 di giugno alla mezzanotte, disporrà di utilizzare nuovamente le mascherine o meno. Non ci resta che attendere. Poi c'è la questione delle elezioni, con questa videoconferenza urgente che si è tenuta nella notte con altri 5 governatori, tra cui Emiliano, De Luca e Bonaccini, con Cerasuoli e con il ministro Lamorgese. Ecco, i toni sono stati di quelli molto accesi, forti, come ha puntualizzato lo stesso presidente Zaia. E essenzialmente che cosa si è tornati a chiedere? Si è tornati a chiedere le elezioni a fine luglio, con questa partita che è rimasta ancora aperta, anche perché poi sembra che non si è capito veramente da parte di chi, da parte comunque dello Stato, ma non si è capito nella figura di chi si ventilava anche di chiudere questo confronto tra il governo e la conferenza delle regioni. Quindi una partita che resta ancora aperta, con le elezioni che potrebbero, in questo caso il condizionale è d'obbligo, tenersi anche a fine luglio. Perché comunque le regioni, le 5 regioni in questione, il Veneto in testa naturalmente, hanno detto che da parte del Dipartimento Prevenzione e Salute di ciascuna territorio, quindi di ciascuna regione, verrebbe firmato una carta, quindi nero su bianco si scriverebbe che non ci sarebbe alcun pericolo dal punto di vista della sicurezza e della salute della gente nel momento in cui si andasse a votare a fine luglio. Ecco, questo. Tra l'altro Zaia ha ridetto come lui soltanto una settimana fa abbia parlato nuovamente con il presidente Mattarella sulla questione, e quindi ancora la partita rimane aperta. E poi la questione del turismo austriaco, con il messaggio che viene dato dal primo ministro austriaco, che dice ai turisti austriaci di stare attenti a venire in Italia, perché laddove decidessero di trascorrere le loro vacanze qui da noi nel nostro territorio sarebbero obbligati a sottostare al piano di quarantena, cosa che non è assolutamente vera. E infine ancora la polemica con il virologo Crisanti, anche sulla base di un ultimo articolo uscito con un'intervista uscita questa mattina su un noto quotidiano, Il Fatto Quotidiano, intervista rilasciata dal governatore Luca Zaia con il titolo che non sarebbe assolutamente, non corrisponderebbe assolutamente ai contenuti delle interviste, e quindi Luca Zaia, il presidente di regione, è tornato a chiarire che con il professor Crisanti non c'è alcuna, non ci sono stati litigi, non ci sono state questioni che comunque non sono note ai più, cioè a noi gente comune, diciamo.
E ha chiuso comunque la questione dicendo che stamattina gli ho mandato un messaggio alle 7:17 per chiarire che quel titolo non corrisponde assolutamente a quanto io ho riportato nell'intervista. E con questo da Marghera è tutto, se non ci sono domande da studio ti restituirei la linea, Francesca. Grazie, buon lavoro, ci aggiorniamo più tardi, grazie per questa sintesi, questi dunque i punti essenziali emersi oggi nella conferenza stampa del Presidente Zaia, quindi anche un piano di ripartenza della sanità con questi spot di cui ha parlato appunto Anna Maria Paresi, questi spot che un po' aggiornano i cittadini e quindi gli utenti su quelle che saranno le novità e sul comportamento da adottare quando si accederà al pronto soccorso, agli ospedali o per le visite ambulatoriali. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Abbiamo sentito insomma il punto della situazione, la situazione positiva in Veneto per quanto riguarda i contagi, non si registrano nuovi focolai o un acutizzarsi, un aumento insomma diciamo così dei contagi, delle positivizzazioni presenti sono quelle relative a vecchi focolai e questo anche i 12 positivi vanno letti alla luce dei 15.000 tamponi eseguiti solo nelle ultime 24 ore in Veneto, quindi casi positivi che fanno ben sperare per le ulteriori aperture da qui ai prossimi giorni. Abbiamo sentito quanto sia difficile, perlomeno nella Marca Trevigiana, far ripartire, secondo le date previste del 3 giugno, i centri estivi per nuove linee guida che i sindaci dovrebbero approvare domani, linee guida che pesano anche su quelli che sono gli eventi che solitamente caratterizzano la nostra estate, quindi tutti quegli eventi che vengono organizzati dalle Pro Loco, pensiamo alle sagre, ma pensiamo appunto a tutte quelle feste cittadine che solitamente segnano le nostre estati. Vediamo allora di capire meglio qual è la situazione con Giovanni Follador, presidente dell'Umpli Veneto, l'Unione Nazionale delle Pro Loco, che abbiamo in collegamento Skype. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora Presidente, ho detto che non sarà probabilmente un'estate come siamo abituati a ricordarla per quanto riguarda proprio gli eventi nel territorio, quindi tutte quelle sagre, quelle manifestazioni che caratterizzano proprio il periodo estivo, perché le linee guida previste per eventi che richiedono una grande presenza di persone limitano la possibilità e diventano difficili da rispettare nei grandi eventi. Penso ad esempio, ce ne siamo occupati proprio qualche settimana fa, la manifestazione di artigianato che caratterizza l'estate a Cisone di Valmarino, che è stato annullato proprio perché gli organizzatori dicevano è difficile rispettare le linee guida, sono talmente vincolanti che abbiamo preferito insomma rimandare tutto. Immaginiamo che sia così anche per tanti altri eventi organizzati dalle Pro Loco Venete. Sicuramente sì, è chiaro che i grandi eventi diventano impossibili in questa situazione, per cui le Pro Loco man mano che avanza la stagione e soprattutto per quegli eventi che servono anche una grande preparazione prima rinunciano ed è naturale, però rinunciano al grande evento, ma non rinunciano assolutamente a animare il territorio, anche dove ci sarà, anche a Cisone di Valmarino, ma dove ci sono stati i grandi eventi che vengono annullati, sicuramente verrà fatto qualcosa per dimostrare la presenza, per dimostrare la tradizione, per animare il territorio. Questa è un po' la volontà delle Pro Loco, è la spinta che diamo noi come Umpli alle Pro Loco, ma anche in sintonia anche con la Regione Veneto, perché vogliamo fare sicuramente qualcosa in sicurezza, che è la cosa principale, ma vogliamo anche riuscire a riportare la gente in piazza e farli vivere
e questo riteniamo che sia uno dei compiti essenziali per noi. Saranno degli eventi probabilmente diversi, nel senso magari con formule diverse, ma che comunque permetteranno ugualmente ai cittadini di stare insieme e di godersi il proprio territorio. Avete già qualche idea di come saranno questi eventi? Guardi, proprio nel fine settimana scorso, in questo doveva esserci la mostra della ciliegia d'Eco di Masar, in provincia di Treviso, dove c'è Villa Barbaro, patrimonio UNESCO, e là la Proloco con l'amministrazione comunale ovviamente non svolgono la manifestazione con assembramenti eccetera, ma ha coinvolto tutti i produttori di ciliegie, tutti i ristoratori, e hanno creato un evento sparso su tutto il territorio comunale. E quindi la possibilità della gente per andare a vivere il territorio, per acquistare il prodotto, per mangiare le prelibatezze enogastronomiche del territorio sono tutte aperte. E questo sarà il modo di gestire tanti eventi con la fantasia che le Proloco sicuramente hanno. Anche in tutti i territori si sta ragionando in questo senso. Manifestazioni all'aperto dove c'è meno pericolo di contagio sicuramente, e poi manifestazioni con rispetto al distanziamento, e poi manifestazioni anche un po' diverse. Stiamo ragionando sempre con la Regione Veneto anche del cinema in piazza, del teatro in piazza, anche con la FITA, e noi vogliamo animare le nostre piazze, che diventano come sempre anche un modo per attirare i turisti. Abbiamo capito che probabilmente quest'estate sarà un turismo più a chilometri zero, nel senso più un turismo fatto di prossimità, e quindi dei veneti che andranno a scoprire magari proprio le loro bellezze a pochi passi da casa, ma è anche questo un modo per rilanciare tutto il settore turistico che sta soffrendo pesantemente. Certo, e noi su questo siamo molto impegnati proprio per far questo. Infatti rinunciamo anche quando non ci sono problemi di carattere economico per le Proloco, perché tante magari hanno dovuto negli anni precedenti per le norme sulla sicurezza adeguare i propri impianti, e quindi anche con esposizioni economiche importanti. Quando non ci sono questi problemi noi abbiamo dato l'indirizzo di rinunciare alla somministrazione di alimenti e bevande per favorire il rilancio e la ripresa dei settori turistici, della ristorazione, degli agriturismi, che sicuramente hanno patito in questo periodo. Cioè, noi vogliamo essere gli animatori del territorio e quindi creare un'accoglienza diffusa, facendo il nostro ruolo soprattutto di animazione. Per quanto riguarda invece le sagre, le classiche sagre tradizionali di paese, in tal senso cosa succederà? Ma succederà che se non ci sono indicazioni diverse che da parte delle autorità, perché poi aspettiamo tutti il 3 giugno per capire se ci sarà un allentamento maggiore, ma se la situazione non cambia molto rispetto a questa, diventano, diciamo così, impossibili, e quindi probabilmente si dovrà rinunciare. Si potranno fare anche là, soprattutto quando ci sono già delle strutture esistenti, degli eventi di più ridotte dimensioni. Bisognerà quindi un po' reinventarsi, diciamo così, quindi saranno situazioni nuove necessarie alla luce di questo, però tutto questo ha delle conseguenze anche sull'indotto, perché insomma eventi che avevano una grande partecipazione poi sappiamo che ripercussioni avessero anche su quei territori che le ospitavano, quindi è un effetto a catena questa limitazione. Sicuramente poi c'è tutto l'indotto dei fornitori, delle orchestre, tutto, oltre che poi il giro che portavano nel territorio persone che venivano da fuori, turisti,
Questo purtroppo è la conseguenza della situazione in cui ci troviamo, ma l'importante è, noi vogliamo pensare positivo, contribuire al rilancio e sicuramente noi veneti, come è nel nostro stile, come è nello stile di chi ci guida, ce la faremo. Presidente, ultimissima cosa, le pro loco non si fermano, cioè si modificano un po', però restano una realtà importante sul territorio. Sicuramente, perché nella prima fase le pro loco sono state, diciamo così, all'ombra, hanno aiutato la protezione civile, i comuni nel dare assistenza alla popolazione, stando in seconda fila, ma in questa fase le pro loco devono ritornare ad essere davanti, perché sono loro quelle che devono dare un contributo importante al rilancio di tutta la società, di tutto il territorio. Grazie davvero a Giovanni Follador, presidente dell'Umpli Veneto, grazie, naturalmente buon lavoro per questa estate diversa ma che vi vedrà comunque sempre protagonisti. Grazie davvero Presidente, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, grazie a lei, arrivederci. Insomma, nulla sarà più come prima, lo si è sentito dire tante volte, qualcuno pensava che non sarebbe stato così, in realtà stiamo capendo che sotto tanti punti di vista questo coronavirus ha cambiato e cambierà quello che eravamo abituati a vivere e ad affrontare, sarà diverso, bisognerà insomma in qualche modo adattarci anche a queste novità necessarie per la tutela della salute di tutti. Adesso ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, ma restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, siamo in chiusura per questa prima parte della nostra edizione straordinaria, torneremo poi alle 17:30 con ulteriori aggiornamenti e notizie. Io vi lascio ricordandovi la nostra rubrica Bimbi in TV per mandarci foto, brevi filmati via WhatsApp, il numero 351 17 55 340 dei vostri ragazzi, bambini alle prese con varie attività. Siamo ormai quasi alla fine anche dell'anno scolastico, quindi tra didattica a distanza e la ripartenza, come i ragazzi, i bambini trascorrono queste ore anche con l'estate ormai alle porte. Mandateci dunque i vostri filmati e noi li manderemo in onda all'interno dei nostri telegiornali. Siamo dunque in chiusura, grazie per averci seguito, appuntamento alle 17:30 con la nostra edizione straordinaria. Arrivederci, a più tardi.